Il leone alato. Dopo aver letto la prefazione iniziamo a leggere questo bel libro che fa capire nel DNA cosa abbiamo anche noi, cosa hanno questi ragazzini di creatività, ma bisogna anche tirargliela fuori. Certo che se bevono, si drogano perché nessuno li ascolta, sarà anche difficile magari dopo tirar fuori la creatività. Comunque noi ci proviamo anche con queste letture. Vita in campagna, il leone alato, del nostro Pierpaolo Becicc di San Servolo, che è venuto qui da noi. Sugli alberi lungo lo stretto viale di casa erano uscite le gemme. Dopo le incessate ondate di pioggia, finalmente il sole era spuntato tra le strisce di nuvole che ancora abitavano il cielo sopra la foresta nera. Leon camminava a passo svelto, portando appoggiata alla spalla la sua borsa di pelle marrone, piena di carte. A tratti si fermava e si guardava intorno per cogliere in quel paesaggio, a perdita d'occhio, fatto di piccoli gruppi di case, appezzamenti ordinati e ben squadrati, fitti boschi a macchia di leopardo e lontane alture. Già avvertiva nel breve intervallo tra una raffica di vento e la successiva i primi profumi dei fiori, dell'erba, odori di stalla trasportati dal vento. Si perdeva a immaginare che da lì a poco avrebbe ripetuto quello stesso percorso tra alberi improvvisamente pieni di foglie. Quel rumore delle foglie che aveva accompagnato le sue estati, fin dalla più tenera età, quando tornava da scuola da solo in bicicletta. Poi, quando si era inventato di fissare del cartone con 2 molette da bucato sulle ruote, perché così i raggi producevano un rombo molto simile a quello di un motore. In paese si giravano tutti al suo passaggio e questo in fondo gli piaceva, pur essendo schivo di suo. Già, i motori, la sua grande attrazione, divenuta poi una passione. Leon era nato in una famiglia dove i motori servivano e come. Suo papà era medico e si occupava di sostegno e monitoraggio di soggetti affetti da gravi disabilità che venivano gestiti all'interno delle loro famiglie in un raggio di una quarantina di chilometri. Io mi fermo qui perché adesso presento gli ospiti, ma è tutto, vedete che tutto il mondo è paese, che siamo tutti uguali, questi giovani di una volta che sono i giovani di adesso hanno le motociclette, non hanno più le biciclette che modificano, ma modificano i motorini, perché c'è questa creatività, c'è questa voglia di apparire. Io ieri, guardate, non vi dico dove, ma ho visto 400 di questi diversamente italiani, come li chiama Mirella, prima chiamo diversamente, adesso chiamo diversamente italiani queste persone, e sapete cosa vi devo dire? Che ho visto solo dei ragazzi che cercano di trovare un appiglio, un punto di riferimento e formano i gruppetti tra di loro, perché dove vanno, con chi vanno, cosa fanno? Allora io penso che dobbiamo iniziare, oggi ci sarà un tavolo importante, hanno detto, anche di imprenditori, di vedere chi vuole intrigarsi, come ha detto ieri l'avvocato che abbiamo avuto ospite, l'avvocato Meneghetti, da quando sei arrivato, come ti sei comportato? Hai danneggiato la comunità oppure hai cercato di intrigarti? Hai fatto reati? Se noi iniziassimo a scremare e vedere chi ha voglia di lavorare, chi ha voglia di integrarsi, chi invece ha voglia di delinquere, forse riusciremo a fare un passo avanti, ma finché mettiamo tutti nel calderone e sono tutti ladri, assassini, violentatori, spacciatori, non ne vediamo fuori. Io sono dell'idea, e lo chiedo ai nostri ospiti che ho veramente piacere di avere, che sono Gianpietro Cecchetti, membro ACAT, perciò sapete Alcologici Territoriali, e Claudio D'Avanzo, che è un già imprenditore, giusto D'Avanzo? Ecco, così mi fa piacere anche parlare con lei cosa ne pensa, perché così non si può andare avanti, cioè bisogna pur far saltare il tappo e vedere come iniziare a riempire la bottiglia, a mio avviso. Allora, sentiamo Cecchetti, Gianpietro, cosa ci racconti? Com'è la situazione? Perché basta poco per questi ragazzi a delinquere, se non trovano un lavoro, non trovano uno spazio, c'è subito il nemico dietro l'angolo. Che cos'è? L'alcol e la droga e il fumo. E vedere quale fumo anche, cosa fumano con queste sigarette. Allora, com'è la situazione, Gianpietro? Allora, Mirella, intanto mi è piaciuto molto sentirti dire ho incontrato dei ragazzi, punto. Cioè non gli hai messo un'etichetta. E questa è una cosa che anche noi come associazione ACAT, Club Alcologici Territoriali, cerchiamo di fare, e cioè incontrare persone
che non si portano dietro l'etichetta di una vita che magari ha incrociato dei legami critici con alcol, uso di sostanze. Ci aggiungo a quanto dicevi anche il gioco d'azzardo, perché è un tema rilevante delle problematiche che hanno le persone oggi, anche i giovani, perché va sottolineato che nella situazione del contesto attuale esiste anche il gioco online. E quindi soprattutto i giovani sono molto più portati, no, per l'uso della tecnologia e si rivolgono anche a questa sfera, no, di possono possibilità. Giocare anche a casa sul divano, magari i genitori dicono no, tante volte diciamo che i ragazzi spesso rischiano di isolarsi un po', no, di sostituire ai legami fisici il legame che la tecnologia gli dà l'opportunità. Essere connessi sempre è una cosa molto bella, molto importante, ma si porta dietro dei rischi. Se arriviamo all'aspetto del gioco d'azzardo, da casa, dalla cameretta, dal divano, puoi affrontare anche quello. Ovviamente non è un tema solo dei ragazzi, riguarda adulti eccetera, ma teniamo conto anche questo perché è un problema rilevante della nostra società oggi. Sentiamo anche cosa ne pensa Claudio D'Avanzo, sia di quello che ho detto anche come imprenditore, poi parleremo anche della sua vicinanza a Gianpietro Cecchetti, ma soprattutto cosa si può fare per riuscire ad andare avanti, perché i furti aumentano. La paura del diverso aumenta, la sicurezza, ci domandiamo dove, arrivano in casa, fuori casa, c'è paura ormai di tutto, sia stare in casa che fuori casa. E soprattutto queste armi micidiali che può essere l'alcol, ecco, questi ragazzi che cosa faccio? Qualcosa riesco a trovare e mi prendo la bottiglia, però non è solo una bottiglia, per poi ne arrivano altre, perché qualcosa si riesce a trovare. Cosa ci dice? Com'è la situazione dal suo punto di vista e anche da già imprenditore, come ho detto prima, ex non mi piace, già imprenditore, perciò ha capito di cosa parlo. Certo. Cioè, secondo me la maggior parte cercano di fare di un'erba un fascio, e invece ci sono tanti che lavorano. Ovviamente fanno dei lavori socialmente più umilianti che gli italiani attualmente non fanno. E vedo, soprattutto a Mestre, questi appartamenti che vengono affittati o comprano. Adesso in certe zone a Mestre riescono a fare mutui, comprano appartamenti non nuovi, insomma, e vanno a abitare in 5-6 dopo, perché sono costretti ad andare convivere. Perché se no non riescono a pagare l'affitto. Altri condomini protestano perché sono troppi e creano delle problematiche, però non delinquono, lavorano e bene o male portano del bene alla società italiana, perché se dovessero eliminare tutti quelli che sono extra italiani, diciamo, in Italia saremmo alla fine. Ecco, lo dice uno che ha fatto l'imprenditore. Ma perché l'imprenditore fa così fatica a mettersi in prima linea? Prima si parlava, prima di iniziare la trasmissione, e lo dico tutte le mattine, che una volta i nostri grandi imprenditori industriali specialmente facevano le case vicino alla fabbrica. La prima cosa era il valore della persona. Io voglio che il lavoratore abbia la sua dignità, abbia la sua famiglia, venga a lavorare tranquillo, perciò la prima cosa è la casa, non c'è niente da fare. Adesso mi sembra che non ci sia più la volontà di capire, di aiutare concretamente. Nel senso, se tu hai una brava persona che lavora, dovresti anche darti da fare per cercare un alloggio. Troppo comodo dire ti pago, arrangiati. Perché come fa questa persona a arrangiarsi con gli affitti che vengono richiesti 500-600 euro, appartamenti arredati, giusto? E poi, insomma, uno non ce la fa. Allora io mi domando, non è il caso che forse queste associazioni di industriali, di artigiani che io anche ospito, inizino a fare squadre e vedere come si può fare, unendosi, non dico mica, ma unendosi, per cercare di trovare un alloggio che non cadano nell'oblio dell'alcol, della droga, perché siamo un passo, guardate che siamo un passo, attenzione, guardate che poi si diventa pericolosi, diventa pericolosa per tutta la comunità. Non sembra che si dovrebbe fare un passo di più. Io ho parlato con un imprenditore che mi ha detto, e lui assume però,
E sai Mirella, la formazione, certo che si fa, ma bisogna assumere però per fare formazione. Non è che la puoi fare senza assumere le persone, è questo che non si fa, non si assume, perché bisogna assumere. Lei cosa ne pensa? Ha ragione questo imprenditore? Certamente. Avete capito? Abbiamo avuto gli esempi di quello che lei accennava prima, il villaggio in Lombardia, Crespi, abbiamo avuto in passato le case dei ferrovieri, la ferrovia faceva le case ferrovieri, i villaggi di Marzotto, l'imprenditore di Marzotto ha fatto per i suoi operai, ma tutto questo come Finito la lettera morta. Adesso non ci sono soldi, non c'è voglia di investire, è il messaggio che passa, non hanno voglia di fare niente. Perché da un punto di vista mio, dal mio piccolo, io ex artigiano, gli industriali, no? Facevano gli industriali una volta. Adesso gli industriali fanno i finanzieri. È tutta un'altra cosa. Ha aperto un mondo. Perfetto. Poche parole, semplicissime. Sentiamo come commenta anche Gianpietro. Guarda, Cicchetti, se salta sto tappo non ce n'è per nessuno, magari tu puoi contribuire molto anche con questa trasmissione, con lo spirito tenace che hai da battagliera, no? Io vado un po' sul più piccolo e sul quotidiano, però, sì, per fare un esempio che secondo me è importante. Allora, io ho conosciuto tempo fa, sapete che noi come ACAT funzioniamo in questo modo, abbiamo dei club, li chiamiamo, in cui ogni settimana si incontrano delle persone, delle famiglie e in questa maniera affrontano assieme, nella condivisione, in uno spirito in cui non c'è giudizio ma c'è accoglienza, il legame critico che possono avere con alcol, azzardo, sostanze, ma anche sempre di più stiamo accogliendo persone sole, perché c'è anche questo problema. È una delle esperienze che mi piace sottolineare perché parlavamo di imprenditori e quindi come sempre le persone fanno la differenza, Mirella. E ho avuto modo di conoscere in un club del San Donatese un imprenditore che accompagnava al club un proprio dipendente che aveva un legame critico con l'alcol. Ed è una cosa che mi ha lasciato a bocca aperta perché, sai, un conto è accompagnare il familiare, essere vicino a un amico, ma vedere che l'imprenditore, che già ha fatto una buona cosa, come dicevi tu, no? Si assume, a volte si fa fatica anche a questo, anni e anni di contratti a termine, lavoro precario, eccetera. Questo aveva assunto la persona aveva un problema, invece di espellerla l'ha accompagnata, ma nel senso non di essere lì a fianco, ma proprio di sostenerlo e di contribuire in un'esperienza come quella del club, che è un gruppo di autosostegno. E mi pare una cosa da sottolineare perché l'ho vista veramente come un'esperienza eccezionale e purtroppo anomala. Anche perché vuol dire che questa persona era capace di lavorare, lavorava bene, lui ci teneva a questa persona, al lavoro che faceva, però doveva supportarlo, perché come ho detto, guardate che hanno il nemico dietro l'angolo. È un nemico anche che costa poco, basta vedere che vino bevono, certo, cosa bevono, perché io vedo cosa prendono, ma soprattutto se c'è la volontà veramente di capire che non possiamo dire non vogliamo il pakistano, il marocchino, poi andiamo nel ristorante e in cucina ci sono loro, ma va bene? Oppure il badante o la badante sono loro, non certo, ci siamo noi. E io penso, e lo dico ad avanzo, che tutti i lavori hanno la loro dignità. Siamo certo, noi che etichettiamo il lavoro. Siamo noi che mettiamo le etichette al lavoro, siamo noi che pensiamo che l'operaio non valga niente e paghiamo il CEO magari che fa fallire la fabbrica invece che l'operaio che è quello che la tiene su. Cioè abbiamo capovolto quello che era il nostro know-how, che è il lavoro. La forza lavoro, le tute blu, ricordate una volta le famose tute blu che ci operavano? Ecco, erano quegli operai che hanno fatto grandi i nostri industriali, i nostri imprenditori, che però hanno saputo anche ripagarli, costruendo le case, dando la possibilità anche di avere una certa dignità. Avevamo la lira, si andava anche in vacanza, ogni tanto si poteva andare in vacanza. Poi qualcuno ha deciso, no, l'operaio che va in vacanza anche no, no, troppo lusso. No, non può avere 2 televisioni. Ma chi è che manda sti messaggi?
Chi è che diceva spendete, spendete, prendete? Ecco, la pubblicità, gioco d'azzardo, chi è che fa tutta quella pubblicità sulla gioco d'azzardo? Io ho avuto la professoressa Capitanucci che si occupa di questo, che ha fatto un'archista molto importante alla politica. Ci dite dove vanno a finire tutti i soldi che ricevete con il gioco d'azzardo? Dove li impiegate, come li investite? L'ha detto qui davanti alle telecamere. Datemi una risposta, perché io i numeri ce li ho, di quello che incassate. Dove vanno a finire questi soldi? Come vengono investiti? Allora, ci sono tante parole o risposte che la politica dovrebbe dare, perché siamo noi che li paghiamo. Ma i politici vengono pagati per migliorare il paese, la qualità della vita, anzi migliorare sempre di più. Eravamo la quarta potenza mondiale, fatta da questi personaggi che ho detto prima, con la quinta elementare, che però da un niente, da un pezzetto di legno, riuscivano a ricavare il mondo, perché come creatività non ci batte nessuno, sanno copiare, ma creare un'altra cosa o sbaglio d'avanzo? Perfettamente d'accordo, perfettamente d'accordo. La creatività è una cosa che ci appartiene proprio, però poi non sappiamo venderci, là è. E allora svendiamo. Hanno svenduto il paese, io lo dico sempre, il paese è stato svenduto. Abbiamo le carcasse, ma il vero, proprio, quella che è veramente la polpa del paese, l'hanno portata via. L'hanno distrutta, hanno lasciato le carcasse, tanto è vero che le multinazionali hanno iniziato a pagare le tasse l'altro giorno. Dopo che avevano, ecco, per carità ce ne saranno anche di brave, non voglio mica fare di tutta un'erba un fascio, ma se siamo ridotti così non sarà mica colpa dell'operaio, del cittadino. D'Avanzo cosa dice lei da ex imprenditore? Adesso io non sono un economista, ma questi fondi di investimento stranieri che comprano le fabbriche, no? E dopo sapendo già dopo un anno o due che le liquideranno perché trasferiscono chissà dove. Che benessere portano in Italia? E abbiamo esempi dappertutto, Dappertutto. Ma roba grande? Una roba grande, e l'ha detto bene. Allora andiamo a vedere invece di cosa si occupa Gianpietro Cecchetti, vediamo questo video istituzionale dell'ACAT. Abbiamo Rinaldo da Venezia, poi sentiamo come spiega questo video molto importante Gianpietro Cecchetti. Vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Il tuo problema, il nostro problema in Italia, ma intanto i foresti che ne siete tanti, che ne siete troppi Mirella. Purtroppo che c'è tanta brava gente da aiutare, ma che siete tanti che si da mandare via. Ma quello che combina, ma come si può vedere? Mica incominciare a lavorare a 8 anni, 9 anni, e che ne ho 83, Mirella, capito? E che come a 76, so cosa che vuol dire lavorare, cosa che vuol dire investire i toscheri per lavorare. E dopo ti dico, parliamo delle case, delle taglie delle case, ma lo Stato, quanti anni sei che non fa case per la povera gente? Il ha fatto in Albania, il ha speso 1 miliardo, e se tutto sarà, erano spese continue perché si guardi di tutto. Non poteva fare case popolari
per la povera gente che ha bisogno, anche di quelli extracomunitari, dagli rientratori che ha bisogno. Ma se non lo fa lo Stato, questo cosa fanno gli imprenditori? I imprenditori bisogna che sia un grande ideo, come la Fiat faceva anche lei queste robe qua. Quello di Occiaio stesso, ma perché? Perché maneggiava miliardi, gli aveva sotto il conto, decavarsi dalle tasse e tanti impigli in mezzo. E lo Stato che ha imparato a fare case, perché lo Stato che abbiamo adesso ti compri una casa, attenta, ti paghi le tasse, ti paghi luce, acqua, gas, desile, tutto quanto, ti arrendi, ti paghi tasse da nuovo. Ma cosa ne mi sega? È di un paese che più le schemi vuole e basta. Io ricomprei case da 1 miliardo e a me comprare 3 case da 1 miliardo l'uno, 1 miliardo e mezzo. Va bene, era una povera cristiana anche lei, cosa da paglia? Ma bisogna che la gente si sveglia e case era da fare lo Stato, perché nella campagna che avevamo noi altri qua dice quanta terra che dico, non fanno solo che supermercati, stadi, tutte le robe che non servono a niente. Piagatino Mirella, fa case e ti vedrà che il mondo va bene, far case per la povera gente che possa sposarsi, far fiori, avere un futuro, ma un giovane che va via tutti. E cosa stai fare qua in Italia? Con 1.500 euro al mese ti resti morto da fame tutta la vita. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, sei stato chiarissimo con le tue riflessioni, vorrei sentire anche Gianpietro Cecchetti e se vuole anche aggiungere qualcosa alla telefonata di Rinaldo, ma soprattutto molto importante il video che abbiamo visto. Numeri, punti di riferimento, aiuto concreto, non parole, aiuto concreto, ecco perché questa è un'associazione che agisce, non fa parole, non fa tavoli che alla fine dicono ma questo tavolo cosa ha prodotto? Prego. Allora, intanto mi è molto piaciuto l'intervento di Rinaldo. Perché ha toccato un tema con grande concretezza, no? Da persona che ha grande esperienza di vita. E il tema della casa è un tema fondamentale per qualsiasi persona, per cui lo ha toccato in maniera molto lucida e razionale. E lo ha toccato arrivando di sponda anche alle cose che coinvolgono noi, e cioè i ragazzi oggi, se si sballano, se l'alcol sembra una strada per risolvere i problemi, è anche perché non hanno una prospettiva, non vedono un progetto, no? In cui possano inserirsi facilmente, quindi il trovare casa e questi aspetti. Ovviamente non si giustificano le scelte di tipo sbagliato, ma è chiaro che il contesto sociale, soprattutto per le persone che sono più fragili, per i ragazzi più giovani, può dare un indirizzo o meno. Lo hai detto bene, cerchiamo con i nostri club, che sono una cosa, ripeto, molto semplice, un gruppo di persone, di famiglie che si incontra e cerca di darsi una mano in maniera solidale, sostenendosi l'uno con l'altro, è una strada molto concreta. Io ho conosciuto ACAT, lo dico sempre, perché un amico che era da anni per strada per problemi legati all'alcol, frequentando i club e con l'aiuto delle famiglie che ha trovato dentro, delle persone che ha trovato dentro i club, adesso dico con orgoglio, è 13 anni che ha raggiunto un percorso, uno stile di vita sobrio, che non è solo non bere, non è solo astinenza, è proprio avere dei comportamenti di tipo diverso. Si era inserito, lavora, no? ha fatto veramente un cambiamento eccezionale e io ho potuto toccare con mano il bene che un'associazione di questo tipo fa, tra l'altro dando una mano anche alle istituzioni, perché noi collaboriamo col SERD, con i servizi sociali, col centro di salute mentale, eccetera, però tutte le persone che entrando in ACAT riescono ad uscire dal loro percorso difficile, quanto sgravano anche il pubblico di problematiche di assistenza, eccetera. Certo. Quindi c'è anche questo. Il video che hai fatto vedere è un video semplice che mette insieme alcune immagini della nostra pagina Facebook. È un'occasione anche questa. Noi siamo presenti sui social, Facebook, Instagram, ma siamo non per darci una visibilità autoreferenziale. A noi interessa che quel messaggio arrivi
a qualcuno, se anche una sola persona, io dico sempre, entrasse in un club e trovasse modo di risolvere un legame negativo che ha appunto con alcol, sostanze, azzardo, qualsiasi cosa sia, e a cambiare stile di vita, perché ha incrociato ACAT attraverso Facebook, Instagram o i social, a noi basterebbe il lavoro quotidiano che proviamo a fare anche in quella direzione. Allora, sentiamo anche perché Claudio D'Avanzo è entrato in ACAT, come mai, cos'è che l'ha intrigato, cos'è successo nella sua vita? Ho avuto problemi con l'alcol. Perfetto. E sono entrato 10 anni fa, questo periodo qua, la scadenza. Ne sono uscito bene fin adesso. Si vede, Claudio si vede. È 10 anni che frequento il club, sempre accompagnato da mia moglie. Sempre vicina alla moglie? Sì. Dopodiché mia moglie si è diciamo, appassionata anche del club, che è diventata scrivettrice insegnante anche lei, e ha aperto un club nelle vicinanze di Mestre, un altro club. Sì. Ecco, cos'è che l'ha intrigata? Perché non è facile, un imprenditore, una storia vissuta, una famiglia. A un certo punto uno dice, si guarda allo specchio, sono convinta e dice adesso devo anche fermarmi, però devo fare qualcosa, non posso continuare così. Ecco, qual è stato lo specchio dove ha visto che quel Claudio non era il Claudio che lei voleva? Adesso dico solo una frase di una cosa che ho... Quel momento in cui le cose dovevano cambiare. Cioè, io sono arrivato con l'alcol, diciamo, gradualmente, no? Perché... Senza accorgersene? Sì, perché è una cosa da giovane, amici... Serate... Sì. Dopo, finché c'è una certa età, si consuma, si mangia di più, poi si cala tutto e tutto aumenta. E quindi poi è arrivato a un punto molto elevato di alcol. E le conseguenze io le percepivo nel finale, ma pensavo sempre di farcela da solo, di venire fuori da solo. Domani smetto. Malgrado i miei figli, ho 2 figli maschi, mia moglie mi diceva non ce la fai da solo, non ce la fai da solo. Io ce la faccio, ma invece non ce la facevo mai. Cosa vuol dire, Claudio, avere la famiglia vicino in una decisione molto importante? È un cambiamento radicale che devi fare della tua persona, cambiare tutte le tue abitudini, che sono abitudini che non possono più continuare. Difatti, dopo quegli ambienti che frequentavo, diciamo, questi famosi bar, che trovavo sempre le solite persone, amici che non erano amici, dopo a distanza di tempo te rendi conto che non è così. Però ci è voluto il tempo prima che prendesse questa decisione, mi è scattata questa molla, ci ho messo tanto tempo, perché pensavo di farla da sola. E dopo un giorno, non so come mai, io ho detto sì, voglio cambiare. E allora ho fatto scegliere ai miei figli una clinica a Abano, sono andato al Parco dei Tigli. Ah, sì, conosco. Sì, ma sono già partito con la molla, perché se non parte da in testa non... È inutile neanche provare. No. Avete capito quanto difficile è? Mica semplice la storia. La fase iniziale non è facile, perché il nemico è sempre là che ti tantella, perché le scuse possono essere molteplici per bere. Sì. Perché come me, gli affari andavano bene, bevevo. Gli affari andavano male, bevevo. Era una scusa questa. Capisci? Cioè qualsiasi motivo era buono per bere, nel bene e nel male, vero Claudio? Esatto. E poi all'improvviso invece arriva questo centro che io ho conosciuto perché ho accompagnato un ragazzo proprio anch'io in questo percorso per cercare di vedere se riuscivo, però non è facile. Claudio, una fortuna, glielo dico io, è la famiglia. Se tu non hai la famiglia, sì, è un non hai un'associazione che ti segue, da solo non ce la farai mai. Nel momento che lui usciva, lui ricadeva perché non trovava nessun punto di riferimento. È così. E le ricadute sono molto pesanti. Dopo sì. è sempre una cosa soggettiva da uno all'altro. Ma io per fortuna
ce l'ha fatta? Non ho avuto nessuna ricaduta. 10 anni. 10 anni non sono pochi. Allora, l'importante è di avere questo appoggio, questo punto di riferimento, questo ascolto, perché voi più di tutto fate l'ascolto, ascoltate il vissuto di queste persone. Prego. Guarda, 2 cose voglio dire molto importanti. Allora, intanto sfatiamo, perché qualcuno potrebbe avere questa immagine, il fatto che i club sono qualcosa di triste, dove si incontrano persone problematiche che ogni settimana sono lì a piangersi addosso sui propri problemi o a raccontare le loro sfortune. È chiaro che si affrontano anche problemi e situazioni delicate, ma nei club si incontrano persone belle, come Claudio, che è qui al mio fianco, e sua moglie, che è una persona eccezionale, ma come moltissime persone che io nei club ho conosciuto e che ogni volta che facciamo un incontro, vero Claudio, ci portano una ricchezza personale che è più di quello che tu forse pensi di poter portare, ti porti sempre a casa qualcosa. E la forza del club è proprio quella che dicevi, no? Arriva una persona che sa che in un ambiente che è assolutamente riservato, no? Accogliente, perché nessuno ti giudica, quindi entri, sai che puoi esprimerti, lo fai se hai voglia. All'inizio una persona che arriva può stare ad ascoltare, ciascuno ha i propri tempi, diciamo noi, no? E quindi con i propri tempi entra nel contatto e nella relazione con gli altri e intanto vede subito delle persone che hanno spesso già vissuto quello che a te in questo momento rende la vita complicata e difficile. E già questo è un punto di partenza straordinario, no? Allora, disintossicarsi, se penso all'alcol, può essere qualcosa che certamente coinvolge l'ospedale, ma finito lì, se non hai qualcosa che prosegue, il rischio che diventi quello che noi chiamiamo il fenomeno delle porte girevoli, no? Entri ed esci, è importante. Allora, ACAT si basa su una genialità dello psichiatra croato Udolin, che ha fatto partire l'idea dei club, e cioè sul fatto che l'alcolismo non è una malattia, torniamo al fatto, no, che non ci troviamo tra persone tristi, è un problema di stile di vita e di comportamento, bisogna lavorare su quello e per questo è importante che ci sia la famiglia, hai detto bene, è fondamentale che la famiglia partecipi, se non c'è la famiglia ci può essere un amico, l'imprenditore addirittura che viene ad accompagnare la persona che ha un punto di riferimento, perché è fondamentale, perché da soli si fa molta più fatica e la cosa che a me da cittadino ha colpito in ACAT è vedere proprio che questa situazione funziona. Poi lo dico sempre, non siamo nel mondo delle favole, ci può essere la ricaduta, no? Ci può essere una situazione di difficoltà che si ripete, ma la maggior parte delle persone che io ho conosciuto e che ho visto condividere l'esperienza del club sono persone che si sono messe alle spalle una situazione di difficoltà da cui non riuscivano a venire fuori. Questo è fondamentale. Ma però Gianpietro... dirlo e farlo sapere, noi siamo qua anche per questo. Però Gianpietro, quello che voi avete fatto è una cosa grande, perché non è facile portare davanti alle telecamere le persone che raccontino la loro storia. Perché noi viviamo di vergogna. Ma alla fine, Claudio, tu hai fatto una cosa importante. Hai capito che tu non avevi rubato, non eri un delinquente. Cioè di cosa devo vergognarmi? Brava. Perché avevo preso un percorso che poteva incrinare la mia vita? Cioè perché devo vergognarmi se ho sbagliato in qualche maniera, è vero, ma non ho ucciso nessuno, non ho rubato niente, ho solo fatto una cosa che faceva del male a me e alla mia famiglia. E perciò sei riuscito, a mio avviso, poi voglio sentire anche la tua opinione, a superare l'asticella della vergogna. No, perché noi con la storia della vergogna, no, mi non vo mia combatta, per carità, avuto che me faccia veda. Ecco, quanto è importante superare la soglia della vergogna, dire io non devo vergognarmi, io devo essere di esempio per qualcun altro. La mia brutta esperienza deve diventare una bella esperienza anche per qualcun altro. Prego, Claudio. Proprio su questo tema, l'altro giorno ho trovato un mio conoscente, no? Perché amico è una parola più importante, che ha problemi d'alcol, no? Io ho accennato il discorso mio personale, anche perché l'ho trovato fuori di un bar e ho detto andiamo a bere un'ombra. E ho detto andiamo a bere, bevo un caffè, e ho detto che 10 anni che non bevo. Ho detto che poi sì, ho il club che frequento io, ho un altro, vieni, prova
se ti va bene, sai una risposta, perché non è una persona stupida. E mi ha colpito dopo, rispetto alle opinioni degli altri. Mi ha detto che mi venga su un club a contare gli affari miei. Neanche a parlare. Eccola, è quello il problema, lo stigma che abbiamo. Ti vorrei farti notare questo quanto ho scritto io a suo tempo, quelle 3 frasi là. Leggiamo, leggo io o Certamente. leggi tu, No, Claudio? Leggo io? Sì. Claudio, leggi tu, è lui l'acta, dai. No, legge San Pietro, lei. Leggo io. Testo scritto da Claudio. In occasione... Abbiamo un'occasione particolare perché con ACAT abbiamo organizzato un corso di scrittura autobiografica a cui hanno partecipato i membri del club, no? E alla fine abbiamo realizzato un piccolo spettacolo per cui Claudio e le persone che che hanno partecipato hanno portato in pubblico questa esperienza. Siamo andati all'Invinara, siamo andati a Padova. Il tema della vergogna che dici tu, altro che superato da persone che si mettono in gioco così, no? Ma anche al congresso nazionale dell'AICAT, quindi dell'ARCAT Veneto. Quindi allora facciamo una cosa, allora, prima di leggerlo andiamo in pubblicità. Bravo. Vai. Claudio ha chiesto a me di leggere e leggiamo quindi questo testo che è di Claudio, lo sottolineo. Comincia così. Lentamente morivo distruggendo l'amor proprio. Lentamente morivo non lasciandomi aiutare. Lentamente morivo schiavo dell'abitudine. La mia storia con l'alcol, in breve, inizia fin da giovane, in misura diciamo progressiva. Il bere non mi pesava in quanto mangiavo abbastanza e consumavo energie nel lavoro. I campanelli d'allarme c'erano, percepiti da mia moglie, Patrizia, che mi dava le ramanzine e mi chiedevo tante volte perché abusavo nel bere. Le risposte me le creavo ad arte. Ogni scusa era buona per ingannarmi. Gli affari andavano bene? Bevevo. Andavano male? Bevevo. Questo si è trascinato per anni. I miei familiari mi dicevano che avevo bisogno di aiuto e che non ce l'avrei fatta da solo. E io rispondevo di sì, ma dentro di me sorgevano forti dubbi. Stressata, logorata, al limite della depressione, mia moglie, con la condivisione dei miei figli, se n'è andata di casa. Cito una delle tante frasi dette da lei: o scegli me o scegli la bottiglia. Tutto questo l'ho capito dopo. L'assenza di Patrizia è durata 1 anno e mezzo, fino a quando ho deciso, devo cambiare. Lei frequentava la casa, vuoi per lavoro in ufficio o per vedere se io cambiavo, ma ero sempre via e purtroppo continuavo con le mie bevute quotidiane. Una sera mi fermano i carabinieri per un normale controllo. Alcol test 1,86. Scatta il procedimento penale, avvocato, ritiro patente per 13 mesi, più tutto il resto, una sanzione amministrativa di 17.000 euro, poi concordata con esecuzione di lavori socialmente utili per sanare l'importo. Per riavere la patente definitiva un calvario. Di conseguenza sono rimasto a piedi. A casa ho una bicicletta, ma mi compro una bici elettrica per andare nei soliti bar per le quotidiane bevute. Un giorno penso di aver toccato il fondo e dopo una bomba alcolica ho accettato che i miei familiari interpellassero una clinica. Ho voluto vedere la struttura e mi hanno fissato un appuntamento a Teolo, al Parco dei Tigli. In macchina mi sono seduto sul sedile posteriore e strada facendo sentivo che interiormente qualcosa era scattato dentro di me. Ero tranquillo. Non certo tranquilli erano i miei familiari, visti i miei trascorsi. Dopo il colloquio ci dissero che avrebbero chiamato loro per il ricovero, che avvenne dopo 50 giorni, per me un'eternità. Mi era scattata la volontà, la molla vincente. In seguito ho superato diverse sfide dal mio nemico e a distanza di 10 anni, grazie al contributo di Patrizia e del mio club ACAT 146, tutto procede bene. Concludo citando Fiorella Mannoia, che in un suo brano dice: tutto ciò che fa male è un insegnamento, come quando hai una cicatrice su una mano e la ferita è guarita e quando vedi la sua traccia
ricordi che c'è stata. Bellissimo, complimenti, ma veramente Grazie. Claudio, complimenti per queste righe molto belle, ma soprattutto che ti toccano le corde dei sentimenti, le corde delle emozioni. Ecco, finalmente l'importanza di questa donna, non era più mia moglie, se n'era andata, io volevo riconquistarla. E cosa dovevo fare? Dovevo smettere di bere. Lei era là che non aspettava altro. Però sono decisioni non facili, nel senso che ci vuole del tempo e ci vuole soprattutto quella molla che scatti, perché se la molla non scatta e non hai nessuno che ti accompagni, ti viene a riprendere nel momento che hai deciso di intraprendere un percorso, la ricaduta è inevitabile. Mi dispiace dirlo, così vale anche per quei minori nei carceri. Se non c'è qualcuno quando escono che li prende per mano e li accompagna su un altro percorso, noi perderemo questi giovani, non c'è niente da fare. Il carcere non aiuta, il carcere ti fa diventare forse anche più cattivo e più veramente problematico di quando entri. Perciò io penso che queste associazioni come la tua, Gianpietro, che non finirò mai di ringraziarti, tu e tutta la squadra, tutti i volontari, per cercare di dare una mano a queste persone che non chiedono altro di essere aiutate. E quando dicono ce ne sono tanti, intanto iniziamo da 1, per arrivare a 10 si inizia da 1 a contare. Non è che si inizia da 10, poi fai 9, 8, certo. Ma va da 1, 2, 3. E un po' alla volta sono convinta che ce la faremo, perché è un mondo che deve cambiare, io sono convinta di questo. Cosa dici, Gianpietro? Ma sai, Mirella, aggiungo una cosa per sottolineare un aspetto che è molto importante. In realtà al club non c'è uno che aiuta e l'altro che è aiutato, no? C'è questo clima di condivisione, di sostegno, per cui alla fine uno che frequenta il club, parlo anche per me stesso, che ci sono entrato, dico banalmente, accompagnando l'amico, no? Ma poi ci sono anch'io dentro, ormai da 13 anni, e mi porto sempre a casa qualcosa di personale. Il club è anche un'occasione in cui impari delle cose, impari a relazionarti con gli altri, impari ad ascoltare, no? Quindi anche questo va sfatato, non si entra perché c'è qualcuno che ha bisogno di essere aiutato e chi aiuta, ma si entra in un clima e in un contesto che è davvero reciproco. Ripeto, l'intuizione di Udolin, questo psichiatra croato, è stata quella di far sì che in questi incontri ci sia la famiglia o il contesto della persona attorno. Noi facciamo promozione della salute, no? Diciamo, e insistiamo molto su questo tema. Cerchiamo di dare informazione. Lo dicevamo poco fa, finché andava la pubblicità. Quanta appunto pubblicità c'è sull'alcol, ed è tutta pubblicità positiva. L'alcol fa socializzare, l'alcol fa bene sostanzialmente. Abbiamo raggiunto una buona consapevolezza sul fatto che il fumo fa male, ma ad oggi l'alcol è un problema che riteniamo invece ludico. Ecco, allora, prima informazione, poi che uno faccia le sue scelte, senti, ma che la gente sia informata. Ma io ho partecipato a un tavolo importante con addetti ai lavori importanti e una donna che ricopriva e ricopre ancora adesso un ruolo importante anche all'interno della scuola mi ha detto che non è vero che i ragazzi bevono, al che io sono rimasta allibita e stupita, anche per il ruolo che ricopre e per quello che ho sentito. E io ho detto, ma come fa a dire una cosa del genere? No, i miei figli mi raccontano che quando escono i miei figli. E gli altri dove sono? Ecco, come vedi invece? C'è tanta gente, tanti giovani che bevono. Prima si parlava con Claudio, ecco, del suo percorso. Ma tu come vedi i giovani? I giovani bevono, secondo te? Allora, mi dispiace non avere un numero preciso perché non mi piace dare numeri a caso, ma statisticamente basta approfondire ed è facile trovare dati in questa direzione che possono essere utili. L'età si abbassa sempre di più e non c'è una differenza maschio-femmina, perché anche in questo caso noi a volte ci basiamo su luoghi comuni e attribuiamo a un genere, no, maschile o femminile dei comportamenti. Non è più vero neanche questo, se mai fosse stato vero. Quindi l'età si abbassa, i ragazzini bevono veramente molto presto. In età medie ci sono ragazzini che bevono.
Ci sono delle norme e delle leggi che... Vuol dire 12 anni? Certo, ci sono delle norme e delle leggi che vietano, no? La somministrazione di alcoli, la vendita, ma sappiamo come funziona, se c'è chi vuole procurarseli, se li procura da questo punto di vista. E quindi il problema esiste e come. E una persona che frequenta l'ambiente giovanile, secondo me, non può non avere consapevolezza di questo tipo di realtà. Allora andiamo a vedere anche questa stretta anti-alcol ai minori e poi la commentiamo e commentiamo il servizio. Andiamo a sentire. Ci sono state 2 diffide, in questo momento stiamo verificando se effettivamente hanno dato da bere i minorenni oppure l'ordine è stato dato da parte dei maggiorenni, perché questo va verificato. Comunque l'attenzione è altissima, nel senso che noi non vogliamo si verifichino queste cose. Il giro di vita è in corso e dopo 2 settimane ci sono già dei provvedimenti. Il fronte sempre attuale e carico di problematiche operative è quello della somministrazione di alcol ai minori, con il sindaco di Conegliano Fabio Chies che ha voluto una stretta dopo alcune segnalazioni informali. Da qui il rafforzamento dei controlli da parte di polizia locale e altre forze dell'ordine che hanno portato alle 2 diffide di questi giorni. Ci sono bar nella zona centrale, già avvisarli in maniera importante per noi è fondamentale, perché sanno benissimo che se si dovesse poi accertare che una cosa del genere è avvenuta o avviene, verranno immediatamente chiusi. Non c'è un se o un ma, la tolleranza è zero da questo punto di vista. Nessun intento punitivo, dice Chies, la stragrande maggioranza dei locali opera correttamente, ma il messaggio va lanciato soprattutto per ciò che rappresenta la città del Cima in Italia e nel mondo. Ho deciso di intraprendere questa strada perché Conegliano, tra l'altro, è città del vino insieme a Valdobbiadene per il 2026-2027, per cui abbiamo gli occhi puntati da parte di tutta a livello nazionale, e penso che il buon bere sia qualcosa di positivo per il nostro territorio, ma dobbiamo dare una stretta assoluta se i bar o gli esercenti danno da bere ai minorenni. Allora, Gianpietro Cecchetti, come commenti questo servizio che hai appena sentito con il sindaco di Conegliano Fabio Chies? Allora, noi siamo in una regione dove il vino la fa da padrone ed è indubbio, no? Il Prosecco, le colline del Prosecco sono patrimonio dell'UNESCO. Ma io dico sempre questo, cara Mirella, noi cerchiamo di fare promozione della salute ed io la interpretiamo come associazione partendo da una premessa. L'aspetto importante intanto è informare, perché se adesso c'è una base di informazione sul fumo abbastanza profonda, abbastanza ormai elevata, rispetto all'alcol non c'è. Le informazioni che ti dà non l'associazione ACAT o gli alcolisti anonimi, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, aggiornate, sono che l'alcol rientra fra le sostanze tossiche. Quindi anche quella che veniva definita l'unità alcolica, cioè il classico bicchiere di vino al giorno, può, soprattutto in certi casi, contribuire allo sviluppo di problematiche sanitarie anche di tipo cancerogeno. Allora questo è giusto saperlo, essere informati, poi le persone possono fare le proprie scelte, noi non demonizziamo, no? Credo che demonizzare l'alcol vuol dire farle scappare le persone, ma partire da un'informazione e da una consapevolezza può forse orientare le persone a cambiare una prospettiva che oggi invece è una prospettiva molto edulcorata, lasciami dire così. Però c'è un però, nel senso che noi stiamo parlando non di Claudio, che faceva delle scelte sue ponderate, maggiorenne, di una certa età o esperienza, ma di fragilità. Noi parliamo di ragazzini di 12 anni che non riescono a capire quello che tu stai spiegando. Guarda che ti fa male. Chi ha quell'età che non ha voglia di provare qualcosa? L'alcol, la sigaretta? Siamo passati tutti, cioè inutile che ce la dicono che non è vero. Il problema è che ci deve essere l'adulto che accompagna, che spiega, che ti dice, e non c'è. Le famiglie, io sento i ragazzi quando vengono qua, ci sono delle famiglie perfette, ci mancherebbe, ma molti genitori non vogliono vedere il problema. Me lo dicono queste mamme che hanno creato anche loro dei centri antidroga, che vanno anche nelle scuole ma non sono ascoltate, non gliene frega niente di sentire cosa fa la droga, quanto male fa la droga. Eppure dicono, portiamo anche degli esempi come Claudio, vengono con noi, ma se ne vediamo uno o due attenti è già tanto. Allora io penso che invece bisogna prevenire. E come si deve iniziare?
iniziare già dall'asilo, perché il bambino di 4-5 anni, il cervello suo è una spugna che assorbe più di quello che altro sei piccolo non capisci. E come capisce? Allora, se tu inizi da piccolo, mangiare sano, bere bene, fare sport, tu vedrai che dopo, quando hanno 12-14 anni, non li troviamo in quelle condizioni. Il problema è chi se ne occupa, chi investe su questo, perché è il problema di investimenti. Prima Rinaldo citava il problema dell'Albania, questo centro che è stato fatto. Ma dove si investe per questi? Perché il nostro futuro sono loro, non è che ne abbiamo altri. Cioè il nostro futuro, chi ci accudirà, chi ci cercherà di prendere cura di noi, sono questi bambini, questi ragazzi, un domani. Allora se noi non investiamo su questi ragazzi, che futuro avremo anche noi? Chi ci curerà? Chi ci aiuterà? Ma cosa è che vedono questi ragazzi? Guerre? E sono gli unici che manifestano contro le guerre. Io non vedo vecchi che vanno a manifestare, anzi, vengono, no, non dovete fare, fate troppo caos. E stanno manifestando anche per loro. Gli scioperi, sono i giovani che vanno. Sono i giovani che vanno. E non sono i cattivi ragazzi, anche se qualcuno cerca di far notare questo. Se loro si battono per l'ambiente, si battono per la qualità di vita, saranno anche i futuri politici. Io dico sempre, e voglio sentire anche Claudio dopo, che io darei il voto ai 17enni come lo fanno poi in altri paesi europei, per vedere cosa dicono. No, non sanno, bisogna educarli, perché il 60enne, il 70enne, il 50enne sa cosa vuol dire politica. Forse, e io sono convinta di quello che dico, hanno paura di questo voto. Hanno il terrore di questo voto, perché può cambiare questo voto. Cosa pensa Claudio di quello che dice Mirella? Condivido. Davvero? Condivido. Ok, no, cioè, mi fa piacere perché penso di parlare anche a nome di tante persone certo. che incontro per strada. Certo. I giovani sono il nostro futuro e noi siamo quello che lasciamo. Sì. E questa domanda me la pongo tante volte. Cosa lasciamo? Le aspettative, diciamo, sia ambientali, sia dei giovani, e che mi lascia molto amareggiato. Anche perché una volta eri curioso, ma avevi la possibilità che questa curiosità te la dovevi gestire da solo. Adesso ti do in mano uno strumento, tu stai seduto e fai tutto. Vai al cinema, giochi d'azzardo, ordine online, fai tutto. Qual è il problema? Non ti devi più muovere di casa, stai a casa e fai tutto a casa. Cioè non socializzano più, fanno fatica a parlare, ma questo è dovuto dalla semina che è stata fatta da tante persone adulte che non sanno ascoltare. Una signora l'altro giorno ha chiamato dicendo che i genitori non hanno più tempo da dedicare ai figli perché la vita è diventata uno stress tutti i giorni, il lavoro, corri qua, corri là. Non è la quantità del tempo, è la qualità del tempo. Una volta avevano 8-10 figli, ma rigavano tutti dritti e bastava un'occhiata, non è che si mettessero attorno a un tavolo. Cioè con un'occhiata tu già capivi com'era il termometro, se era alto o bassa la febbre dei tuoi genitori. Adesso chi è che guarda? Diamo i soldi perché c'è l'aperitivo, la paghetta, perché se vuoi fare devi... Allora qualcuno dice no, ma la paghetta è importante. Sì, ma la paghetta va accompagnata. No, perché mi pulisci o lavi la macchina ti devo dare la paghetta. Sali anche tu sulla macchina, perciò la pulisci. Cioè, ecco Claudio, anche come uomo, come genitore, come i suoi figli, come sono cresciuti? Io vedo, adesso parlo anche dei figli, anche l'altro giorno siamo andati io e mia moglie a mangiare una pizza fuori e c'erano altre persone, giovani, saranno state coppie, 4 persone, ordinano, lui col cellulare tutto il tempo il cellulare. Lui che stuccava, lei che stuccava, tutti e quattro, ognuno per il cellulare, non hanno parlato, perché siamo stati allibiti e questo è durato quasi tutta la cena. I nipoti, parlo dei miei nipoti, il maschietto no, ho 2 nipoti, la femminuccia è tutto il giorno no. Cioè quando sua mamma la bacchetta un po', ma in generale sono tutti o giochi, non giochi.
E i figli, come sono cresciuti i suoi figli, Claudio? Comunque con un'attività importante, a quello che ho capito. Uno ha uno studio di ingegneria associato, procede bene, l'altro ha lasciato la mia attività, prosegue. Perciò avrà avuto anche un percorso, Claudio, un po' così, però come imprenditore ha saputo fare, gli affari li sapeva fare, Claudio. Non mi lamento. Avete sentito come ha dichiarato, cosa ha detto? Gli industriali una volta erano industriali, adesso sono finanzieri. Pochissime parole, ma che dicono cosa sta succedendo. Allora, ormai il tempo è terminato, sentiamo come ti saluti, Claudio. Ecco, mi fa molto piacere averti conosciuto, ringrazio Gianpietro per questo, veramente grazie, vorrei ringraziare anche tua moglie Patrizia, ecco, per questo importante incontro che ho fatto. Una parola che mi ha detto una psicologa, che mi ha detto a me, ha detto a quanti partecipavano a quella riunione, che dire anche a me stesso, non posso bere, a lungo andare diventa una cosa frustrante. Invece uno deve mentalmente pensare, io posso bere, ma non bevo. Sono due cose completamente diverse. Sentiamo Luisa da Verona, non so Luisa se sei ancora in linea, ma non mi avevano passato, vai. Buongiorno. Scusami Luisa, ma non mi era passata la telefonata, vai Luisa. Sono Finimecco, ho 82 anni. Sì. E voglio dire la mia. Posso dirla? Prego Luisa. Dove stiamo andando? Dopo cosa vuoi dire? Che non c'è più regola, non c'è più niente al mondo. Non ho capito quanti anni hai Luisa, forse 82. 82 anni. 82 anni, dove stiamo? Figlia di un partigiano. Cos'è che ti manca Luisa? Hai una famiglia, hai dei figli? Sì, ne ho uno bravissimo. Ecco. E cos'è che ti preoccupa di più Luisa? Solo di mio figlio mi fido. Brava. Perché è sincero. Cos'è che ti preoccupa Luisa? Luisa, ascolta Mirella, cos'è che ti preoccupa Luisa? La vita che c'è adesso, Non ho che capito. non di tutte le gente che non fa niente, fa i ginestra e basta. Grazie Luisa cara, grazie anche della telefonata, fa capire che è bella sta storia, perché iniziamo a far parlare le persone, Sì. persone sono stanche, Sì, brava, perché Luisa. quello che vedono, ringrazio veramente Luisa per questa telefonata, perché anche lei ha deciso di parlare, guarda mica facile. Ci vuole coraggio anche per quello. Ci vuole coraggio anche parlare, prego Claudio. Una cosa che abbiamo evidenziato sul club, una delle problematiche sociali è la solitudine. Ah, sì. Persone sole, vivono da sole e i suoi problemi rimangono nella loro abitazione. Ma perché abbiamo anche paura? Io ho dei figli, perché dicevo, ma perché non prendi magari qualche studente in casa? Perché anche questi studenti hanno degli affitti terribili, che magari che faccia per carità un diverso straniero, un diverso, no, ho paura, non si sa mai chi chiede. E dai, con questa storia non si sa mai chi chiede. Ma è allora la solitudine, dopo che queste persone col telefono, avete sentito anche l'altro giorno anziani truffati da questi finti carabinieri che entrano e portano via tutto. Allora è meglio lasciarli soli o forse anche fidarsi, magari non dico che uno deve prendere a caso, ma accompagnati da persone per bene, da associazioni, si potrebbe fidare, o sbaglio Gianpietro? Torniamo sempre lì, credo che l'importante sia l'esempio e fare qualcosa in prima persona. No?
Lo diceva Claudio prima, ma ci credo profondamente. Tu hai accennato all'esperienza di andare nelle scuole, eccetera. Noi come associazione lo facciamo, abbiamo una collaborazione con l'ULSS 3, no? Attraverso una delle nostre associate che lavora per l'USL, è un progetto in cui si va nelle scuole. Ma la cosa importante è che il risultato di ascolto maggiore non ce l'ha lo psicologo o la professionista, ce l'hanno le persone come Claudio che portano la propria testimonianza. Claudio è uno che ci è andato e potrebbe dire, e i ragazzi alla fine si fermano per chiedere, e questo è il bello che riscontriamo in questo tipo di esperienze. E quindi in ogni cosa vale, la differenza la fanno le persone, certo. Mirella, no? Sempre, in qualsiasi contesto. E l'esempio è fondamentale. Cito questo perché lo ha sfiorato anche Claudio ed è importante. Questo mio amico di cui ti raccontavo, una volta eravamo a cena, classiche cene in periodo natalizio, e una persona a lui vicino gli allunga il bicchiere, no, di vino e poi sapeva della storia del mio amico e gli dice, ah no, tu non puoi bere, no? E ti rendi... questo mio amico, sai cosa gli ha risposto? E lo ha fatto con una spontaneità e con una verità che mi è piaciuta tantissimo. E gli ho detto, no, guarda che non è che io non posso bere, io non voglio bere, è diverso. Che poi si può bere anche acqua, qualcos'altro, come non posso bere, non puoi bere. Parlava di alcolici, no? Appunto, non puoi bere, perché si abbina sempre il bere all'alcol, sì. Non so il perché, ma non puoi bere, ma come non posso bere? Potrò bere, no? Sì. Però questo stigma, non puoi bere, è sempre abbinato all'alcol. Allora grazie a Gianpietro Cecchetti, membro associazione ACAT, alcologici territoriali, dipendenze, e Claudio Davanzi, ex imprenditore o già imprenditore, però già bevitore, ex bevitore, adesso beve ma beve qualcos'altro. Abbiamo un'altra chiamata, chi è in linea? Pronto? Ciao Mirella, i tuoi ospiti, ciao Mirella. Ciao Mirella, ciao cara. Sì, allora io dico, una volta c'erano tanti ubriachi, ma tantissimi ubriachi. Vicino a casa mia c'erano sette famiglie con mariti lavoratori, perché erano bravi lavoratori, la mattina poi dopo si sfogavano al bar ed era una cosa da matti, arrivavano ubriachi, delle volte le mogli andavano a prenderli al bar perché erano ormai non camminavano neanche. Adesso c'è, mi sembra che sia meglio questi anni qua. Comunque meno male. Vanno via in macchina, sono ubriachi e bisogna che stiano sempre per le strade, sulle autostrade. A vederci a domenica quanti ubriachi che ci sono che girano. Ah beh, una cosa da matti. Alle 4 del pomeriggio, guarda, per l'autostrada ho visto io c'era un casino di moto che vanno a destra e a sinistra, le macchine poi non ne parliamo. Però adesso sarebbe stato meglio una volta che ci fosse stato questo club. Grazie Mirella, devo chiudere. Io penso invece che abbiamo bisogno di questi club e ne avremo bisogno sempre di più, visto l'andazzo che si presenta e che qualcuno sta cercando anche di fare business con queste fragilità, perché loro non sono in grado di capire. Avete visto cosa è successo a Crash Montana? Certo. Là ci doveva essere l'adulto che controllava. Perché chi è che non si diverte l'ultimo dell'anno? Ma la figura dell'adulto, l'accompagnamento a queste feste da parte di chi di dovere, e ci sono, con nomi e cognomi, deve essere di rigore, non c'è niente da fare. Se non faremo questo, già ne abbiamo pochi, rischiamo di perderne altri di più. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Ho un tumore al cervello incurabile che si propaga sempre più velocemente. Da un momento all'altro potrebbe provocare un ictus. Mi chiamo Roberto e vorrei porre fine ai miei giorni prima che diventino impossibili a viversi. Roberto, 67 anni, padovano, dal 2006 è affetto da un tumore cerebrale. Ha deciso di uscire dall'anonimato e rendere nota la sua vicenda per chiedere di poter essere aiutato a morire in Italia, a casa sua. Lo fa in un video diffuso dall'associazione Luca Coscioni dopo aver ricevuto il secondo diniego dall'USL al suicidio assistito.
All'improvviso potrei perdere la vista, la parola, la capacità di muovere le braccia, le gambe. Purtroppo non c'è possibilità di cura. Ogni sera spero di morire nel sonno. La mattina faccio fatica ad alzarmi dal letto. Per questo ho chiesto di essere aiutato a morire come previsto dalla Corte Costituzionale. In Svizzera sono pronti ad aiutarmi, ma preferirei morire a casa mia. Con voce calma Roberto racconta la sua sofferenza quotidiana. In cuor suo si augura di morire nel sonno. Per lui è una questione di dignità. Credo che una prognosi infausta come la mia debba essere un requisito sufficiente per avere l'aiuto del mio sistema sanitario. È una questione di dignità. Nel 2024 Roberto aveva presentato la domanda all'USL Padovana per la verifica dei requisiti richiesti dalla sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale per poter accedere al suicidio assistito in Italia. A maggio del 2025 però aveva ricevuto un primo diniego da parte dell'ASL perché non sarebbe in possesso di uno dei 4 requisiti indicati dalla Corte, ovvero la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Al momento l'USL Sayuganea preferisce non rilasciare dichiarazioni. Io ringrazio veramente il dottor Diego Silvestri che è qui con noi, che è membro del Consiglio delle Associazioni Luca Coscioni nel Veneto. Veramente grazie dottor Silvestri, perché è un tema importante, delicato, si parla di etica. Saluto anche, vediamo se è collegato, il professore Emanuele Massagli, ricercatore, didattica, psicologia a Roma, eccolo qua. Buongiorno, buongiorno professor Massagli, che piacere rivederla e riaverla ospite. È un tema delicato, è un tema dove non si può dire mi non vo combatta. No, dobbiamo tutti quanti guardare questa realtà, che sono le persone che hanno il diritto di decidere della propria vita, che hanno il diritto di dire la vita è mia e sono io che devo decidere se vivere o morire, e soprattutto cosa si può fare, perché la popolazione, dopo sentiremo i numeri dal dottor Silvestri, abbiamo quanto dottor Silvestri? Un 70% favorevole? Beh, allora l'ultimo sondaggio pubblicato dal Gazzettino, che è un'indagine che riguarda il nord-est, quindi Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino, Alto Adige se non sbaglio, alla domanda precisa, sei d'accordo che un medico aiuti una persona sofferente, malata a morire? Quindi è una domanda che propone anche l'eutanasia e anche un aiuto diretto. Beh, il 79% delle persone è d'accordo. Questa è la situazione italiana. Poi è un'indagine anche fatta bene perché divide per l'inclinazione politica, il voto, poi si chiede anche vai in chiesa, non vai in chiesa, sei cattolico, non sei cattolico, quindi veramente le persone sono ben disposte nei riguardi di un aiuto anche attivo verso le persone sofferenti che lo chiedono, non quelli che non lo chiedono. Le persone che lo chiedono, come si fa a dir di no? Vuol dire mantenerle in uno stato di tortura, di paralisi, di assenza di aiuto che è preoccupante. Ecco. Noi come Associazione Luca Coscioni, tu lo sai, no, Mirella, noi aiutiamo le persone appunto che vogliono, che decidono di governare la propria vita come loro vogliono, come loro credono, e non è che è un'invenzione nostra di un gruppo di persone, e noi ci siamo cristallizzati attorno a questo problema, però noi riusciamo a ottenere queste cose, no, con la disobbedienza e con i processi in tribunale, proprio perché ci sono dei principi costituzionali, ci sono degli articoli della Costituzione, cioè ci rifacciamo a quelle cose lì, non a delle leggi del dopoguerra, ma addirittura alle nostre basi costituzionali. Quindi andiamo a toccare un argomento che è la scelta delle persone, che non può essere messa in discussione assolutamente. Professor Massagli, cosa vuole aggiungere a queste dichiarazioni, a questo video molto toccante, e soprattutto i giovani? A me piacerebbe sapere come vedono il fine vita, la decisione del fine vita. Noi sentiamo sempre parlare, ecco, i diversamente giovani, come li chiama Mirella, però su questi temi così importanti sento poco il coinvolgimento dei giovani, delle scuole, dell'università. Non so, ho una mia sensazione. Cosa ci dice, professor
Massaglia, cosa vuole aggiungere? Poi parleremo anche di quello che si occupa lei come ricercatore naturalmente, però volevo sentire anche dall'uomo Massagli cosa pensa. Io posso dire qualcosa riguardo anche dell'ambito universitario e del contesto dei giovani che incontro io. Ma questa è una generazione, quella dei più giovani, che ha avuto un contatto diretto con la morte molto più evidente, molto più manifesto che le generazioni subito precedenti, perché questa è la generazione che ha vissuto quei 2 anni particolarissimi del Covid, dove il tema della morte era un tema estremamente attuale, e sta tornando a vivere una stagione di tensioni internazionali che mettono a tema il tema della morte. È chiaro che è diverso questo rispetto al fine vita intesa come scelta individuale, però questa non è una generazione che ha il tabù della morte. Il problema è, come su tante altre cose, una generazione totalmente diseducata a un lavoro sulle proprie emozioni, per cui la reazione rispetto a questi argomenti è nella larga parte dei casi una reazione istintiva o una reazione emotiva, e in più questa è una generazione che soffre una grandissima assenza di adulti capaci di educare. E questo è un tema, indipendentemente da come lo si guardi, dove il rapporto con adulti capaci di educare, con adulti che non hanno paura della relazione educativa, è molto importante. Ma ahimè questo tipo di relazioni oggi mancano quasi del tutto, sia nei contesti familiari che nei contesti educativi tradizionali, che in realtà fanno istruzione più che educazione. Vede, professor Massagli, lo dico anche al dottor Silvestri, io ho la fortuna qualche volta di avere delle classi, specialmente anche sabato scorso, anche con degli insegnanti, dei docenti veramente che hanno capito il problema di far parlare anche questi ragazzi. E quello che mi stupisce è proprio quello che dice lei. L'altro giorno una ragazza diceva: sa Mirella, io vorrei anche vedere il telegiornale quando parlano di guerre, perché vorrei anche capire, ma i miei genitori cambiano subito canale, non vogliono farmi vedere, non si vede. Cioè, come dice lei, ma che educatore è nel 2026 questo genitore? Non parlo di tutti, perché ce ne sono di bravi, ci mancherebbe. Ma come? Tu non vuoi che tua figlia veda quello che sta succedendo nel mondo? Ma sono loro, lo dicevo anche prima, che si battono per le guerre, che si battono per l'ambiente, perché è il loro futuro poi alla fine. Questo genitore non vuole vedere, perché è troppo brutto vedere la guerra, le bombe, i morti. Allora, dottor Silvestri, ma questo è anche il fine vita di tante persone che non hanno deciso loro di morire, ma qualcuno ha schiacciato il bottone e sono morte. Ma qua non è stato mica chiesto a nessuno se io dovevo schiacciare quel bottone e decidere io della vita di tantissime persone. Poi sono quelli che non vogliono il fine vita, no? Non sei tu che devi decidere. Allora, come commenta quello che ha sentito, dottor Silvestri? Prego. Sì, a me mi piace questo discorso questo interrogativo: gli adulti sono capaci di educare? Questa è una domanda, perché non credo che i ragazzi, i giovani siano così maleducati, no? Così a priori, però chiederci se come adulti, io lo sono anziano, chiederci se siamo stati capaci di educare è una bella domanda. Io credo che non posso non dire questa cosa: il Parlamento, che dovrebbe essere l'immagine così istituzionale di un'adultità, di una classe, no, politica che ha a cuore la popolazione italiana. Beh, sapete da quanto tempo una legge sull'eutanasia non hanno avuto il coraggio di discuterla in Parlamento? La prima proposta di legge sull'eutanasia, quindi parliamo non da decenni, è di Loris Fortuna, un socialista del 1980 e qualcosa,
produsse da parlamentare il primo testo di legge sull'eutanasia, che non fu mai discusso proprio per il terrore di parlare di questi temi. Beh, noi come associazione Luca Coscioni abbiamo presentato la nostra proposta di legge nel 2013, il Parlamento ne ha un'altra in mano adesso di iniziativa popolare con un sacco di firme, ma il Parlamento ancora, a proposito di adulti, non ha il coraggio, non è capace, non se la sente di sciogliere quei nodi terribili. Ecco. E dispiace dir questo, però i ragazzi guardano anche il Parlamento, ma se un Parlamento così paralizzato, così inefficiente, è chiaro che i ragazzi hanno l'idea che non possono più rivolgersi agli adulti, alle istituzioni. Ecco perché anche la democrazia rappresentativa perde questo potere. Quindi è giusto chiedersi, ma i giovani da che parte stanno, no? Da che parte stanno? Perché loro guardano quello che gli adulti, la politica adulta fa. Io avrei tante cose da dire nei riguardi della Regione Veneto, sono il firmatario della proposta di legge regionale sul suicidio medicalmente assistito, e le difficoltà, gli spigoli, le battute che abbiamo sentito portando per la prima volta in Regione Veneto una proposta di iniziativa popolare discussa in aula, la prima volta. Beh, le battutine, voi non siete votati, sul protocolo di morte, non sono state carine, proprio perché se io sono un ragazzo, se mi immedesimo, no, sono un ragazzo e entro per la prima volta in una istituzione come la Regione Veneto, vorrei trovare quella serietà e quella capacità che, mi dispiace dirlo, non l'abbiamo trovata. Ecco, beh, poi ma adesso è cambiato qualcosa, sembra che ci sia un nuovo presidente. Sai che stiamo presenteremo la discussione, perché si può, non è stata bocciata la nostra proposta di legge, quindi verrà ripresentata, e quello che si promette è che ci sarà una discussione entro l'estate, e attualmente, da quello che so io, insomma, attualmente possiamo dire che siamo favorevoli, cioè se andasse al voto la nostra proposta di legge con gli emendamenti che sono necessari, dopo che la Corte Costituzionale si è pronunciata, il voto dovrebbe essere favorevole. Vedremo. Allora, io sono fiduciosa, perché ho trovato un presidente giovane. Il primo punto che ha messo nell'agenda è il sociale, sì. Mi sembra importante, non l'avevo mai sentito prima, anzi sociale si fa fatica a capire cosa vuol dire sociale in regioni, chi partecipava, cos'era. Mi sembra che l'inizio, però bisogna vedere dopo se cosa avverrà, però io sono fiduciosa e lo dico qui davanti alle telecamere. Allora, professor Massagli, intanto spieghiamo di cosa si occupa lei, che così anche conosciamo, magari per chi non la conoscesse, chi è il professor Massagli e per chi è qui questa mattina a Sveglia Veneti. Prego, professore. Salve, ormai sono un abitué a dire il vero, per cui diciamo che dipende un po' dalla casacca che posso utilizzare a seconda degli argomenti. Io insegno in un'università, si chiama Università LUMSA, ha la sede a Roma e a Palermo, una media università italiana nata negli anni 30, e insegno la pedagogia del lavoro e la didattica generale. Poi da 2 anni faccio parte come membro nominato dal Presidente della Repubblica del CNEL, del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che è un organo costituzionale che rappresenta il mondo del lavoro e delle associazioni sindacali, quindi imprese e associazioni sindacali, integrato da 10 esperti, e io sono uno di questi 10, e presiedo il centro studi dedicato alla figura di Ezio Tarantelli, economista del lavoro, assassinato dalle Brigate Rosse, con centro studi che nell'87 è stato fondato e promosso dalla famiglia insieme alla CISL, che era il sindacato con cui Tarantelli lavorava. Per cui questi sono gli ambiti di... Allora, io adesso le faccio vedere un servizio proprio che parla... Sono argomenti molto trattati perché... non mi sentiva. Allora, le faccio vedere un servizio, professor Massagli, di quello che sta succedendo a Treviso. È stata fatta anche un'interrogazione parlamentare su queste persone, che alcuni lavorano ma dormono sotto i portici, sotto i ponti, perché non hanno un alloggio, e soprattutto la difficoltà di trovare lavoro. È una
un problema veramente grande, purtroppo, e non si riesce a venirne fuori. Io ieri ho avuto anche l'avvocato Favaretto, che faceva parte, è stato anche un ispettore della Polizia di Stato. Non si riesce a capire cosa sta succedendo. Allora, io ieri sono stata su un centro, non dico dove perché non posso, mi dicono fare il nome, vabbè, dove ho visto circa sui 400 ragazzi, diversamente italiani, li chiamo così perché siccome che il diverso dà fastidio, li chiamo diversamente italiani, dove non si riesce a capire cosa sta succedendo. Nel senso, qualcuno lavora con una difficoltà enorme per prendere i mezzi di trasporto, per arrivare al posto di lavoro, altri non lavorano ma avrebbero voglia di lavorare, di integrarsi, però se non hai il permesso di soggiorno non puoi farlo. Io ho visto dei ragazzi, semplicemente dei ragazzi, che hanno bisogno di un supporto. Noi siamo una popolazione diversamente giovane, abbiamo bisogno di forza lavorativa alla grande, in tutti i settori, però come sul fine vita c'è qualcuno che impedisce. Se non hai il visto, il permesso di soggiorno non arriva. Allora l'ispettore, che è diventato adesso avvocato, che è in pensione, ha detto una cosa semplice. Come dice Mirella, cominciamo a scremare. Chi sei? Da quanto tempo sei in Italia? Cosa hai fatto in questo percorso? Hai cercato di integrarti? Hai cercato di trovare lavoro? Ti sei comportato bene? Cosa hai fatto? Hai fatto reati? Non ti sei comportato bene? Hai creato problemi alla comunità e allora tu fai un altro percorso. Che lavoro sai fare? Cosa facevi nel tuo paese? Dove potresti essere impiegato? Visto che hai i documenti ma manca il permesso di soggiorno. E l'avvocato diceva, tra le pieghe si può trovare un qualcosa per fare un passo avanti, a vedere se la politica vuole trovare questo qualcosina tra le pieghe per cercare di inserire questi ragazzi, questi lavoratori che abbiamo no bisogno, necessità, e continuano a fare tavoli. Mi sta ascoltando, professor Massagli? Sì, la sto ascoltando adesso, ho perso la prima parte perché mi sono sconnesso. Ho visto, per quello, niente, di questi ragazzi che vogliono lavorare, sono i diversamente italiani, su questi centri anche di accoglienza, anche con i topi, poi le farò vedere il servizio, e ho trovato un imprenditore che ha detto, quando ha sentito un ragazzo che ha detto se questa è vita voglio morire, e poi quel ragazzo che è scivolato su un canale a Venezia, un senza tetto, qualcuno ha detto erano tanti giorni che lo vedevamo seduto su quel canale che guardava le acque. E Mirella ieri ha aggiunto, per me si è lasciato andare, non ne poteva più. Ho trovato questo imprenditore che mi ha detto, guarda Mirella, io voglio aiutare questi ragazzi, mi fido di te, so come ti comporti, cosa fai, io pago un albergo una settimana, portali a pulirsi, a lavarsi, dormire almeno per una settimana, facciamo fare una vacanza. So che è una goccia nell'oceano, però mi sento in dovere di metterla. Ed è successo, con grande fatica, perché sono ragazzi che lavorano, perciò alle 11 bisognava andarli a prendere, portarli. È uscito su tutti i giornali, sulle televisioni, dappertutto. C'è stata anche un'interrogazione parlamentare, professor Massagli. Ieri mi chiama un'altra imprenditrice donna e mi dice, non solo 10, anche 20, 30 voglio aiutarne, è una filantropa, ma voglio rimanere nell'anonimato, però pago perché questo aiuto continui, non dobbiamo smettere di aiutare in attesa che qualcuno si decida finalmente a fare qualcosa di concreto. Lo sa che ieri sera non sono riuscita a portare nessun ragazzo in albergo? Perché? 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 Perché c'è la paura. C'è la paura, quelli che lavorano, chi mi viene a prendere? Chi mi porta alle 6 del mattino a prendere il treno per andare a lavorare? Viene a prendermi la sera perché non ho trovato l'albergo fuori casa. Qui erano tutti occupati. Ho trovato un albergo, anche molto dignitoso,
però fuori Treviso, in periferia, non ne ho trovato altri, vitto e alloggio, niente da fare. E sa che sono stata vista anche male in questo centro e mi hanno detto: ma lei ha suonato il campanello? Ma ero nel cortile, era un cortile aperto, mi sono seduta su una panchina, volevo solo sapere se quei ragazzi che erano stati 8 giorni in questo albergo volevano continuare o trovarne altri. Lo sa che non ne ho trovato neanche uno? E sa perché, professor Massagli? Perché ci sono le fazioni col capetto. Ognuno ha la propria, e se il capetto dice di sì, allora arrivano. E allora, professor Massagli, come facciamo con questi ragazzi, che io li ho visti ieri, sono ragazzi, tanti che vogliono lavorare, già lavorano professore, ma dormono sui portici all'aperto, davanti alle prefetture, davanti ai comuni. Cosa sta succedendo, professor Massagli? Chi è che dovrebbe intervenire? Ma la Costituzione non dice che il lavoro vuol dire anche casa, alloggio, o sbaglio? Prego, professor Massagli. Questo tra l'altro è anche da un punto di vista, questo è un grande tema in termini proprio etici e di rapporto, di visione e di rispetto della persona. Ma anche se uno volesse approcciare questo argomento in termini più cinici, di queste persone sono fondamentali per l'economia del centro-nord Italia. Perché noi stiamo vivendo una situazione molto particolare che l'Italia non era abituata a vivere fino a nei decenni scorsi, che è il momento della crisi da offerta di lavoro. Cioè noi abbiamo più posizioni di lavoro aperte delle persone disponibili a riempirle. Per cui la possibilità, il fatto di poter ricorrere e dare a queste persone un'occupazione regolare è preziosa anche per le imprese che li coinvolgono. Certo, perché questo generi effettivamente una inclusione di queste persone nella nostra società, perché poi è questo il tema, quel rapporto di lavoro deve essere regolare, deve essere ben pagato, cioè non può essere un cosiddetto lavoro povero, cioè è un lavoro che pur impegnandoti per lavorare non ti permette di conseguire uno stipendio che fa accedere a una vita dignitosa, quindi la casa, gli spostamenti, la possibilità di avere una famiglia. E deve essere un lavoro, non deve essere un lavoro intermediato da quelli che lei ha chiamato cappetti, che sono molto diffusi soprattutto nel lavoro delle persone, che coinvolge persone straniere e immigrate regolari o irregolari, e che il diritto del lavoro chiama caporali, cioè persone che organizzano le altre persone, solitamente provenienti dagli stessi paesi, e li veicolano verso gli imprenditori, trattenendo una cifra per questa intermediazione. Il caporalato in Italia è un reato, tra l'altro un reato che è diventato anche penale, ed è un problema che si ha molto in alcuni settori della manifattura, nell'agricoltura e ultimamente anche in forma digitale nei settori delle piattaforme digitali. Non a caso il decreto in corso di pubblicazione interviene sul caporalato digitale. È assolutamente centrale, non solo in termini appunto etici, anche se questa è una dimensione che ci deve far riflettere tutti, ma è assolutamente centrale anche in termini di futuro del nostro sistema industriale e produttivo, che queste persone possano essere incluse nella società. Però, professor Massagli, il problema è che non ho capito questo, se si vuole includere o se questo sistema va bene a qualcuno. Non è un sistema legale, è un sistema fuori regola, però non ne vai fuori. Non c'è un qualcuno che si siede a un tavolo, e ne hanno già fatti 20-30 tavoli, non so cosa partoriranno, stamattina ce n'è un altro, dove si dice: chi sei, dove lavori? Lavoro in questo posto. Bene, e l'alloggio dov'è? Non ce l'ho. Dove dormi? Per terra. Allora si va da questa persona che ha assunto questa persona e dice: cos'è questa storia, come funziona?
che contratto hai, perché si può vedere, basta scazzare, hanno i contratti, io li ho visti i contratti, 2 ore, 3 ore, me li hanno fatti vedere ieri. Allora, professor Massagli, io ho paura che questo sistema vada molto bene a qualcuno, ma molto molto bene. Sto parlando di cooperative, sto parlando di centri di accoglienza, sto parlando di tutto e di più. Il problema è che io vedo questi ragazzi che hanno il nemico dietro l'angolo, che è l'alcol, che è la droga e che è anche il fine vita. E allora cosa si può fare, professore? Lei è all'interno di importanti enti, istituti. Possibile che se non si riesca a fare veramente un tavolo, ma centrale, un tavolo politico centrale, dove si inizia a scremare, a vedere chi ha bisogno di integrarsi, che vuole lavorare, chi invece vuole delinquere, perché li abbiamo, nomi e cognomi sono sempre quelli, poi alla fine non è su ogni città che ce ne siano 5.000, 10.000 che delinquono. Perché non si riesce a fare questo, capire veramente, accelerare quella che è il permesso anche di soggiorno se uno si è comportato bene, che ha cercato di integrarsi? Perché non si fa questo, professor Massagli? Perché guardi che se salta il tappo non ce n'è per nessuno. Perché ormai siamo arrivati, lei non ha idea cosa mi è arrivato addosso, che non mi danno più il 5 per 1000, perché li ho aiutati. Tanto non li ho aiutati con i soldi del 5 per 1000, ma sono i soldi dell'imprenditore. Ma cosa hanno detto a questo imprenditore? La cattiveria, la violenza, e i nostri, chi li aiuta i nostri? Ma chi sono i nostri? Tu aiuti i nostri? Ma capisce questa rabbia, questo veleno, e specialmente più che da giovani, dai diversamente giovani. E tutti gli altri che dovrebbero far tacere stanno zitti. E io sulle spalle tutta sta roba, ma a parte che non me ne frega proprio altamente, anche del ricatto del 5 per 1000, ma che se lo tengono sono quelli poi che non me lo danno neanche magari, ma non importa. Ma il problema è cercare di aiutare. Cosa facciamo? Finché continuiamo a fare tavoli su tavoli, con imprenditori, industriali, artigianato, ma alla fine non si partorisce niente, questi ragazzi dormono fuori, hanno contratti veramente da fame, 2-3 euro all'ora nei campi. Professor Massagli, c'è qualcuno che possiamo chiamare che si dia una sveglia come la mia trasmissione Sveglia Veneti? Beh, voi l'avete fatto perché gli imprenditori che avete trovato hanno dimostrato questa attenzione. Tra l'altro è abbastanza, lo dico anche per chi ascolta, è abbastanza evidente, soprattutto lo dico a coloro che si sono arrabbiati con te Mirella per queste iniziative, è abbastanza evidente che meno quelle persone lavorano, meno hanno la possibilità di guadagnare, più è facile che delinqueranno. Meno hanno la possibilità di avere un contratto regolare, meno contribuiranno a pagare i servizi di cui tra l'altro hanno diritto se sono residenti nel nostro paese. Per cui l'inclusione lavorativa di queste persone è conveniente per tutti, paradossalmente è conveniente anche per coloro che per motivi spesso legati al razzismo, non tanto a criteri di prima l'italiano o meno, perché questi lavoratori sono occupati in settori dove i giovani italiani e anche i meno giovani italiani di solito non sono coinvolti o non vogliono essere coinvolti, per cui non c'è una reale competizione. Beh, se non si costruisce un percorso di inclusione per queste persone, i problemi tenderanno a crescere, non a diminuire. Mentre diminuiscono, tanto più queste persone riescono a includersi, mettendo in sicurezza anche il proprio reddito, vivendo in un posto salubre e non essendo alla mercé dei caporali o delle tentazioni delle dipendenze. Per cui su questo io sono d'accordissimo. Ci sono alcune misure nei comuni e nei territori soprattutto del nord Italia nei quali vengono costruiti su iniziativa degli imprenditori, quindi spesso non con risorse pubbliche, se non in minima parte, ma con risorse veicolate dalle associazioni datoriali, Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, vengono costruiti dei percorsi di ospitalità e formazione per le persone che arrivano in Italia o sono già in Italia ma conoscono poco la lingua e non sanno fare i lavori che occorrono, che trovano ospitalità in vecchie strutture, spesso l'Italia è piena di strutture abbandonate che vengono rimesse a posto per poter accogliere lavoratori,
Confindustria qualche tempo fa a livello nazionale lanciò una sorta di piano casa, molto diverso da quello ovviamente politico del governo, ma che aveva lo scopo proprio di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori sul fatto che è importante tornare come negli anni '80, offrire un alloggio ad alcuni lavoratori per convincerli a spostarsi dove lavoro c'è. Allora queste associazioni individuano dei posti che possono accogliere le persone che non hanno abitazione vicino a dove lavoreranno, e con i centri di formazione professionale, quelli di competenza regionali, quelli che tecnicamente fanno parte della rete della istruzione e formazione professionale, si chiama così, sono i centri professionali che tutti noi conosciamo, spesso associati al mondo del cattolicesimo sociale, per cui non so, gli artigianelli, i salesiani. Con questi centri di formazione organizzano dei momenti formativi funzionali a far sì che queste persone imparino un mestiere e quindi possano accedere a dei contratti non di 1 o 2 ore, ma dei contratti veri presso gli imprenditori che aderiscono a questi piani di inclusione. È una modalità abbastanza semplice, però molto efficace. E in diversi distretti produttivi italiani dove non c'è manodopera, perché questo è indubbio, non c'è manodopera, non ci sono gli italiani giovani che vanno a lavorare in quei settori, un po' perché non ce ne sono più di italiani giovani per motivi prettamente demografici, e un po' perché non vogliono fare alcuni lavori come lei. Tu facevi questo esempio, no? I lavori notturni, i lavori del multiservizi, delle pulizie, della cantieristica notturna, sono lavori che solitamente non attraggono. Insomma, ci sono tante aziende che sono interessate a mettere in fila queste risorse. Ma perché non li assumono allora? Allora, professor Massagli, allora come faccio? Io farò vedere anche la sua intervista, perché a questo punto mi devono anche dare delle risposte. Ma perché non facciamo quello che c'è? Perché andiamo sempre alla ricerca di qualcosa che non c'è e non troveremo mai la soluzione? Mettiamo nel piatto quello che c'è, cerchiamo di fare squadra come sta spiegando lei con quello che si può fare e abbiamo anche la possibilità di farlo. Ma perché non avviene questo allora? Chi è che si defila da questo tavolo allora, professore? Non ho mica capito chi è che si defila, perché sono il 20° tavolo, ho avuto per la senatrice Daniela Sbrollini che ho detto scusi faccia qualcosa, e ha fatto un'interrogazione parlamentare, che non è possibile vedere queste creature, io le chiamo creature, che dormono per la strada sotto la pioggia. Ieri mi dice Mirella io lavoro ma non ho casa, non la trovo, non me la danno, io non voglio essere sulle spalle di qualcuno, io voglio pagare un affitto ma non trovo casa, e tutti se ne fregano e lui dorme ma come si fa? Ma come si fa? Abbiamo Maurizio da Conselve, vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi graditissimi ospiti. Ciao. Allora, io porto adesso un esempio per quanto riguarda la mia, dove lavoro io, la mia azienda, che è naturalmente una ditta di pulizie, e tu lo sai benissimo Mirella. Ok? Allora, professore, innanzitutto l'azienda dove lavoro io abbiamo 5 extracomunitari, di cui 3 sono tutti in regola praticamente, tutti e 5, di cui uno ha la patente e può permettersi di portare a lavorare le due signore dove vanno a fare le pulizie, condomini e quant'altro. Per quanto riguarda gli altri 2, uno ha la patente, il marocchino ha la patente, l'altro ha la bicicletta, che è un nigeriano. Ok? Allora, per quanto riguarda il nigeriano, si arrangia di andare a fare i condomini vicino dove abita lui, ok? L'altro invece purtroppo bisogna andarlo a prendere anche se ha la patente perché non ha la macchina. Allora, diverse volte è successo a me che io devo partire da un posto per andarlo a prendere e poi riportarlo a casa col mio furgoncino. Io ho parlato col titolare, sai Mirella che cosa mi ha risposto? Allora, lui ha messo già le mani avanti. Allora, i 5 extracomunitari nella nostra azienda bastano, punto, è finita là. Quelli che verranno dopo, se dovrebbe assumere, devono essere perlomeno tutti automuniti, dico tutti automuniti, ok? E naturalmente con il permesso di soggiorno in regola
e la lingua italiana, che è la cosa fondamentale. La lingua italiana è la cosa fondamentale, perché io che sono il titolare dell'azienda voglio capire tu che cosa dici a me. Ci dobbiamo capire. Se tu non parli italiano e non sei automunito, non ti assumo più. Queste sono le regole che vigilano in varie aziende. Informatevi, ma io parlo con diverse aziende dove vado a lavorare io a fare le pulizie e mi dicono la stessa cosa. Per noi assumere degli extracomunitari è un doppio problema. E non possiamo permetterci di assumerli. Grazie Maurizio, devo correre perché sennò non ce la faccio, poi sentiremo anche la risposta del professor Massagli, quello che risponderà a Maurizio. Ci sono anche i mediatori culturali, faccio presente, e stanno cercando in tutte le maniere di essere inseriti anche loro in questi contesti. Allora è sempre là, se vuoi fare la squadra bene, se non la vuoi fare allora rimaniamo con Maurizio che dice ma allora come facciamo? Allora invece io adesso vorrei ritornare al fine vita per capire questa, mi sembra sia stata una donna, una mamma inglese che ha deciso di morire perché ha perso il figlio. Lei questa vita non l'accetta più, non me ne frega più niente di vivere senza mio figlio e io ho deciso di farla finita e lei ha deciso di morire. È una decisione che io rispetto tantissimo perché è lei che deve decidere, è questa donna, ma naturalmente c'è qualcosa che non va, nel senso che qui in Italia non si potrebbe fare. Qui hai voglia di capire quanto dolore ha questa mamma, non riesce a superare questo dolore, non riuscirà mai. Io vedo le mamme che hanno perso i figli, il papà, quel papà che dice che ha perso la figlia un incidente stradale. Sai Mirella, ogni giorno apparecchio il tavolo col suo posto e continuo a guardare quella porta sperando sempre che lui entri. Allora, dottor Silvestri, com'è la situazione? Anche qua chi è che non vuole unire, capire che veramente... Ma saremo anche noi che dovremmo decidere, il popolo italiano, poi non ci fanno fare un bel referendum su questo invece di farcelo fare su cose strane che non abbiamo mai capito niente, le trivelle, la giustizia. Prego, dottor Silvestri. No, noi continueremo a lottare perché la strada maestra è quella dell'autodeterminazione, cioè della scelta personale. E su questo... non vorrei dare l'immagine di un'associazione che spinge a delle decisioni, no? Finiscila così, se hai troppo dolore, non siamo un'associazione di questo tipo che spinge, siamo un'associazione che sottolinea l'autodeterminazione e la scelta, quindi è collegato al problema precedente, cioè dobbiamo lavorare civilmente per delle regole chiare, per uno Stato di diritto e quindi per dare aiuto alle persone. Esatto. Per includere bisogna preparare una politica seria di inclusione seria, altrimenti diamo spazio ai poteri non concessi, non legali, e quindi è chiaro che si diffonde questa cultura dell'opinione, del caporalato e via così. Stessa cosa per la medicina e per le persone che soffrono e per le malattie, cioè facciamo in modo che le persone siano sostenute, perché le persone sostenute, responsabili, capaci informate, bene informate, scelgono per il loro bene. Quindi ci muoviamo in questa direzione, non è che noi spingiamo che le persone in uno stato di sofferenza, qualunque essa sia, si facciano fuori, come dire, per l'amor di Dio, no, uso delle parole che hanno usato altri contro di noi. Noi siamo perché ci usino tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, dalle medicine palliative all'igiene mentale. Se questa persona soffriva è giusto che sia assistita dal punto di vista della salute mentale, qui è un'altra pecca enorme, io sono psichiatra quindi posso dire che è una pecca enorme della nostra assistenza pubblica nei riguardi delle malattie mentali, perché c'è un po' questa idea del ma sì, no, ma se non riusciamo, se non possiamo, beh allora facciamo quello che si può e quindi pam pam pam. E diffondendo questa cultura in realtà poi ci stupiamo che una persona dica no, scelgo così, ma come? Viviamo in un mondo in cui è tutto il pressapochismo, tutto un opinionismo, e poi c'è questa persona che dice no, io voglio farla finita, e quindi ci stupiamo. In realtà viene da dire, l'invito sarebbe
ma collaboriamo tutti seriamente, politici in testa, seriamente per diffondere una cultura dell'aiuto vero, dell'assistenza vera, della conoscenza, perché noi vediamo quello che manca essenzialmente è una conoscenza. Le persone devono conoscere quali sono i loro diritti. E questa non è una rivoluzione, è la cosa più ovvia del mondo, Dio mio, conoscere i propri diritti per poter agire al meglio la propria vita a seconda delle proprie difficoltà. Se uno ha difficoltà in una malattia, perché cade in una malattia come Roberto, Roberto deve sapere che tipo di strumenti ci sono e gli sono leciti e li usa nel modo migliore. Ecco, così sta avvenendo, ecco, per Roberto, per tornare a Roberto, e sarebbe bello, speriamo che finisca bene per Roberto, ce lo auguriamo, lo stiamo aiutando, lui ci ha chiesto questo aiuto perché potrebbe andare domani in Svizzera a morire. Potrebbe andare domani in Svizzera a morire, invece vorrebbe morire, come dice nell'appello, a casa sua, perché la ritiene una cosa dignitosa. Allora magari per me non potrebbe essere così, per te no, ma per lui sì, ed è una persona molto preparata, molto brava, che si è curato, ha tentato 15 terapie per l'epilessia che ha e per i dolori che ha, non sono efficaci, ha questo glioma che è un tumore un po' schifosetto, nel senso che ha tutti i tentacoli, per cui i neurochirurghi hanno detto non possiamo operarti, altrimenti portiamo via troppa roba e rimarresti leso. Lui ha detto no, ma era il consiglio che le davano anche i sanitari, quindi ha detto no, e quindi ha tutte le carte in regola, secondo noi, per poter dire non ce la faccio più, quindi mi fermo quando la mia autonomia viene sempre meno e sta cominciando a venire meno. Noi lo stiamo aiutando perché pensiamo che sia giusto proprio, e che sia anche un monito per tutti. Le persone possono decidere, possono essere autodeterminate, ma è bene che siano sostenute, che diventino responsabili della loro esistenza e dei loro corpi. E insisto, questo non lo diciamo noi, lo dice la Costituzione, viva Dio, quindi lo diciamo noi tutti italiani dopo l'ultima guerra. Abbiamo Ada da Mestre, pronto? Pronto, mi devi scusare, ma proprio non riesco a star zitta. Questo che hai, che è psicologo, psichiatra, ecco, pronto? Sì, ti sentiamo Mirella, bene, parla. Devo solo dire questo, che levando via questo signore, giusto, che hai davanti, l'altro, sono tutte parole, perché ci sono ragazzi, ecco, perché ci sono bambini che vengono strappati per loro, per i soldi, per un business di miliardi. La delinquenza la formano loro, nessuno nasce delinquente, sono loro che li fanno. Adesso sti ragazzini, quando escono a 16 anni, gli dai torto se diventano delinquenti o se si drogano con quella vita che gli hanno fatto ste disgraziate di casa famiglia. E allora, ti giuro, vorrei avere 20 anni di meno e farmeli di galera, ma andrei là e le brucerei, perché è impossibile prendere i bambini dalla famiglia. Hai capito? Ho capito. Io non riesco a capire. Lì sono tutti bravi, Mirella, a ragionare. Ma perché? Hanno tutti il culo, scusami dell'espressione, coperto, perché stanno seduti e ragionano. Ma vedila, io ho un'amica mia, va bene, a Milano, e ha il ragazzo di 18 e gli hanno portato via un bambino di 7 anni. Adesso ti dimmi, quel ragazzo di 18 come può venire su? Delinquente, fa bene, da medaglia d'oro. Grazie della telefonata, abbiamo sentito anche le riflessioni di Ada. Prima di tornare dal professor Silvestri, perché vorrei interpellarlo anche, visto che è anche psichiatra, su una cosa, visto che abbiamo parlato anche di malattia mentale, che anche qua si fanno pochissimo. Cosa sta succedendo, ma poi però prima volevo rispondere anche a Maurizio col professor Massaggi su questi lavori, su questi datori di lavoro, su questi contratti. Diceva, allora come funziona, cos'è che bisogna cambiare, prima cosa? Ecco, partiamo dalla prima cosa da cambiare secondo lei, professor Massagli, oppure da sveltire la burocrazia, cosa si può fare? Perché noi abbiamo bisogno di questa forza lavorativa, finché continuiamo a parlare e continuiamo a star fermi.
Sì, io, Mirella, sono sempre molto scettico quando tutte le correzioni vengono demandate alla legge, come se servisse, no, ulteriore carico normativo per cambiare gli atteggiamenti. Certamente la burocrazia è un problema, però questo bene o male si può fare, è un argomento che si può usare in qualsiasi ambito della società italiana, quindi alla fine diventa un alibi. Sicuramente le norme possono essere fatte meglio, ma come vi ho detto prima, le norme sul contrasto al caporalato, le norme sull'inclusione lavorativa in Italia esistono, sono coerenti con le normative europee. C'è un livello su cui bisogna lavorare, che è un livello di coscienza, e torno al tema di prima, e di educazione anche verso gli adulti e anche verso gli imprenditori, e una riscoperta del fatto che l'impresa è un valore sociale. L'impresa non è solo una cassa economica per l'imprenditore che fa bene a guadagnarne se l'impresa va bene, ma l'impresa è anche una ricchezza per la società. E il compito in questa fase storica non è quello di accontentarsi e di difendere ciò che magari molti imprenditori hanno ereditato dai padri e dai nonni e farlo vivacchiare fino a quando un grande gruppo ti compra, ma tornare a creare lavoro, tornare a creare ricchezza, riscoprire la funzione sociale dell'impresa. È un tema su cui ci sono anche delle normative, ma prima ancora che essere un tema legislativo è un tema culturale. Quell'imprenditore che ha fatica a far usare la macchina al lavoratore extracomunitario che pure ha la patente, che non ha la possibilità di dargli neanche un motorino magari elettrico se vuole risparmiare perché possa venire a lavoro, sbaglia economicamente, sbaglia culturalmente, e il primo che pagherà questa scelta è lui stesso, anche perché quel lavoratore normativamente nel tratto tra casa e lavoro sta lavorando. Quindi se per arrivare a lavoro deve cambiare 4 mezzi o fare delle soluzioni azzardate, si fa male mentre va a lavoro, poi la cosa viene pagata anche dall'imprenditore nella legislazione italiana. Insomma, a volte ci sono delle piccole ottusità di visione che finiscono per essere svantaggiosi per tutti, quando basterebbe un po' più di coscienza e qualche volta anche un po' più di coraggio per adottare soluzioni che sarebbero cosiddette win-win, convenienti per l'imprenditore, convenienti per la persona che lavora, sia essa anche giovane, sia essa extracomunitaria, e convenienti anche per la società, perché quella persona si includerebbe, sarebbe più inclusa nella nostra società e probabilmente non avrebbe alcune tentazioni sulla delinquenza, sulla dipendenza, che sappiamo esistono soprattutto nelle fasce più povere, svantaggiate delle nostre città. Vede, professor Massagli, io vedo anche un'altra cosa, dove l'Europa ha dato la possibilità di fare sia le piste ciclabili che le car sharing, queste biciclette dove tu metti dentro l'app, le scarichi e vai. Io ho detto, ma perché non mettete queste biciclette fuori delle fabbriche dove queste persone possono prendere? Perché io vedo questi lavoratori che hanno delle biciclette, adesso fortunatamente si diventa buio verso le 20, ma prima questi inverni io vedevo delle biciclette spaventose, senza fanali, senza niente, questi poveri cristi che tornavano da queste zone industriali che sono non si sa dove e non si sa neanche come arrivarci. E perché non mettono queste biciclette fuori invece di metterle buttate là che nessuno magari neanche le prende? Ma sa che la mia proposta, io non so, io ragiono come dice lei, cerco di ragionare con un po' di buon senso, dico ma perché hanno queste biciclette, questi vanno a lavorare, non mettiamo a disposizione queste? Professor Massagli? No, ma andrebbe, allora, c'è anche chi lo fa più nelle città che fuori dalle città, però per la regolazione fiscale italiana, se l'imprenditore assegnasse delle biciclette a questi lavoratori, il costo di questa operazione sarebbe totalmente detraibile dal reddito d'impresa e non genererebbe tasse e contributi in capo al lavoratore. È una misura di cosiddetto welfare aziendale. È una misura semplice che costa poco, apparentemente intelligente, però insomma, Mirella, come sai, le idee geniali spesso sono quelle semplici, ma purtroppo molti non le mettono in pratica.
Ecco, la ringrazio perché bisogna anche dire quello che si vede e quello che si potrebbe fare, che si permetterebbe. No, non ci vogliono proprio, non vogliono aiutarli, il sistema che va bene così, il sistema che deve collassare, professor Massagli. Questo è il problema, il sistema deve collassare. Allora noi riusciamo a fare quando arriva il morto. Allora quando arriva il morto arrivano tutti, prima però deve arrivare il morto e dopo allora forse ci ragioniamo. Allora quello che volevo sentire invece anche... Scusi Mirella, scuso ma io vi devo salutare. Professore, la saluto subito e la ringrazio anche, ecco, grazie professore di essere stato con noi. Buona giornata. Grazie, io invece vorrei far vedere questa, io ci sono al dottor Silvestri, questa mostra fotografica che abbiamo iniziato a fare con i genitori dei ragazzi. Fate vedere per cortesia questa mostra dove sono le fragilità che sono state fotografate e loro hanno scelto il nome, eccole qua, questa mostra itinerante, adesso è a Padova, sta girando un po' tutto il Triveneto e non solo, ecco, per far capire l'importanza di questa meraviglia che abbiamo, che sono i fragili. Ieri parlavo con una persona che mi ha detto: sai Mirella, io avrei piacere anche di fare una mostra fotografica sulla malattia mentale, però non si può fare, non si può far vedere queste foto, la pazzia non si può fotografare e far essere vista. È vero, dottor Silvestri, questo? Che se io invece di fare una mostra con i fragili, faccio con un'altra fragilità che è la pazzia, la follia, questa non si può vedere? No, allora, ben vengano queste iniziative, Mirella, perché sulla salute mentale girano ancora tanti preconcetti, pregiudizi, opinioni, cose medievali. Ecco, quindi diffondiamo, le persone hanno bisogno di sapere cosa vuol dire disturbo mentale, perché oggi proprio lo posso dire, lo dicono tutti, è molto diffusa la malattia, la detta malattia mentale, che è una parola che non dovremmo usare. Però quella che si usa, no? Perché abbiamo disturbi, cioè se io ti dico in certi centri di neuropsichiatria infantile gli 80% dei bambini sono diagnosticati in quel modo, ADHD, per dire, quindi è quasi la normalità. Abbiamo nostri capi di governo e anche a livello molto alto che hanno dei tratti, no, di personalità, che hanno dei disturbi, che hanno dei tratti Asperger, via così. Quindi stiamo parlando di qualcosa che è un disturbo se diventa amplificato e le condizioni sociali lo fanno esplodere, no? Ma è un qualcosa che ridotto di volume è una cosa normale che abbiamo tutti. Ecco, l'ho detto così, ma dobbiamo diffondere questa idea che il cosiddetto disturbo mentale non si può fotografare, perché non è che siamo l'ombroso, per cui la mia faccia vuol dire una cosa, la tua faccia vuol dire un'altra cosa, la mia mano vuol dire... Ecco, ci vorrebbe un creatore, un editing, un creator, voglio dire un design, uno che tratta di queste cose, per poter fotografare la sofferenza che è all'interno della persona. Io credo che il disturbo mentale sia quella cosa per cui diventa sofferenza se le condizioni, come dire, sociali non mi permettono di vivere bene, e quindi io vivo dei tratti miei in una maniera esplosiva, in maniera conflittuale, e quindi soffro o faccio soffrire qualcun altro. Quindi su questo sarebbe molto importante proprio far conoscere, per chiederci: ma cosa posso fare io per mio figlio, per il mio allievo, per il mio studente, per il mio paziente? La famosa goccia, no, che ognuno dovremmo possiamo fare qualcosa proprio per impedire questo passaggio all'azione, per esempio alla delinquenza o al disturbo o al suicidio, insomma agli atti, come dire, estremi. E possiamo fare molto, quindi va diffusa la conoscenza sui cosiddetti disturbi mentali. Noi come Coscioni stiamo facendo qualcosa su questo, e partiremo proprio con la nostra politica nazionale sulla salute mentale. Abbiamo Giusy in linea. Giusy, scusa se ti ho fatto aspettare, ma come vedi i discorsi... Prego. Ciao e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, io dico ai tuoi ospiti medici, che uno è andato via mi sembra, che il vaccino del Covid ha fatto un abbassamento delle nostre difese immunitarie, specialmente a noi giovani, a noi diversamente giovani, scusa, e ai giovani tanti sono rimasti con gravi patologie
addirittura in carrozzina o infarti, e anche a giovani, anche a tanti giovani, e tanti medici l'hanno curato tipo influenzale, che dovevano fare così, penso, perché ha provocato veramente un abbassamento delle nostre difese. Un medico mi dice: ma quanti ne hai fatto? Tra quella anti-influenzale, tra quella dell'herpes zoster, tra tutti questi del Covid che abbiamo fatto 3 volte, 4 volte. Io ho 8 vaccini scritto sul mio foglio. Siete andati giù di difese immunitarie, voi diversamente giovani. Non potete fare tutti questi vaccini. Tanti medici li hanno curati con gli anti-influenzali e non sono morti. Io capisco che queste farmacie, che queste devono prendere soldi, perché mi dicono anche questo, un medico mi ha detto: devono far soldi, signora. Le farmacie e le ditte di medicine devono far soldi. Ho detto: se allora mi dice questo qua non crediamo più a niente. Giusy, grazie, ma devo assolutamente chiudere, ma avrai anche una risposta, perché avremo anche il professor Silvio Garattini proprio nell'ultima parte, perciò che risponderà. Se anche il dottor Silvestri vuole fermarsi ancora 5 minuti per salutarlo, veramente 5 minuti. Allora andiamo subito in pubblicità. Si è acceso per me il semaforo verde vicino a Zurigo, voglio però ottenerlo anche qui, voglio andarmene sereno in casa mia. Queste le parole di Roberto, 67enne che vive in Veneto e da anni convive con un glioma diffuso, diagnosticato nel 2006. Il tumore, cresciuto lentamente, oggi gli provoca fino a 20 crisi epilettiche quotidiane e gravi problemi nel camminare, tra dolori intensi e perdita di equilibrio. Sentendo di non poter più sostenere una condizione che considera priva di dignità, nell'ottobre del 2024 Roberto ha chiesto alla sua ASL di verificare se possiede i requisiti per il suicidio medicalmente assistito. L'azienda sanitaria ha nominato una commissione nel dicembre 2024, ma da allora il nulla. A marzo 2025, dopo 5 mesi senza risposte, ha inviato una diffida all'ASL, denunciando che l'attesa sta aggravando le sue sofferenze e limitando il suo diritto a decidere sul proprio percorso di fine vita. Nel frattempo è arrivato il via libera per suicidio medicalmente assistito in Svizzera, ma il desiderio di Roberto è di averlo in casa sua. In questo momento il signor Roberto si sta sottoponendo a nuove verifiche. Attendiamo quindi la relazione da parte della commissione medica dell'azienda sanitaria, e se dovesse essere nuovamente negativa perché non riconoscono trattamenti di sostegno vitale, siamo pronti a difendere il diritto all'autodeterminazione di Roberto anche nei tribunali. Roberto vuole evitare lo scenario peggiore, perdere ogni capacità cognitiva e di conseguenza l'occasione di scegliere. Far diventare migliore il nostro paese renderà più gradevole il mio andarmene. Allora, dottor Silvestri, lei so che ci deve lasciare, come vuole concludere, so che si sta collegando il professor Garattini, so che lei voleva salutarlo, ma sta facendo il collegamento. Prego, dottor Silvestri. Sono rimasto per salutare il dottor Garattini, che stimo da quando ero studente di medicina. Da un bel pezzo. Sì, da un bel pezzo, e eccomi qua. No, su Roberto, che dire... Tutta la questione è sul sostegno vitale. L'ASL ha detto di no per 2 volte perché manca il sostegno vitale. Allora, una piccola riflessione potrebbe essere: ma cos'è questo sostegno vitale? Quando, dopo la sentenza 242 della Corte Costituzionale, ci sono state altre sentenze che hanno allargato questa idea di sostegno vitale, e oggi il sostegno vitale è considerato anche quello che io, come malato con prognosi infausta, evito di avere se la malattia andasse avanti, che mi sembra anche una logica, come dire, di buon senso. Cioè, ho una malattia con prognosi infausta, che vuol dire che mi porterà a morte senz'altro, no? Mi porterà a morte senz'altro. Quindi, se non mi porta a morte, certi organi soffrono in maniera tale per cui dovrei avere un sostegno vitale per il polmone, per il cuore, per le varie funzioni, lo svuotamento intestinale, il catarro, eccetera, eccetera. Quindi noi vorremmo che questo sostegno vitale
diventasse prognosi infausta, cioè è sufficiente la prognosi infausta per poter far scegliere una persona di porre termine alla sua esistenza. E ricordo una cosa importante, nel Veneto è già successo 2 o 3 anni fa che Gloria, nome di fantasia, ottenne l'aiuto dalla ASL trevigiana di morte volontaria ed era una paziente oncologica come Roberto, molto autonoma, molto di più di Roberto, senza alcun sostegno vitale, aveva solo una chemioterapia ed è stato accettato, cioè l'ASL ha dato il farmaco e ha dato l'apparecchiatura per morire. Che io sappia, nessuna forza politica, nessuna forza religiosa ha fatto causa, come dire, all'azienda trevigiana per questo, perché è lecita questa cosa. Ecco, quindi noi speriamo che anche a Roberto sia concesso quello che lui dice essere una morte dignitosa, senza arrivare a gesti estremi che lo farebbero soffrire o andare in Svizzera come non vuole. Grazie mille. Allora spero anche di vedere il professor Garattini con questo libro che pensi, dottor Silvestri, che si intitola Non è mai troppo tardi. Questo lo dico alla politica, ecco, cercate di agire, non è mai troppo tardi, ma svegli politici. Grazie veramente al dottor Silvestri. Abbiamo Nadia in linea, vai Nadia. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo fare una domanda al dottor Garattini, se si mette in onda. Parla che lo vediamo, lo stiamo vedendo che si sta collegando. Vai Nadia. Io nel mio piccolo ho constatato che dopo i vaccini dal 2021 ho riscontrato, ma tanta gente che conosco, provocare la demenza. Ne ho contati 9 di quelli che so. E praticamente queste demenze, questi miocarditi, questi infarti sui giovani, perché vengono causate? Muoiono da un colpo, magari guidando, lavorando, non si alzano dal letto, ma tutti giovani. Allora ci sarà qualcosa. Grazie Nadia, sei stata molto chiara, devo correre che il dottor Silvestri deve andare via. E buona giornata. Grazie cara Nadia. Dottor Silvestri, vuole aggiungere qualcosina a quello che ha detto Nadia? No, non mi viene da dire questo. O Giusy? Che mi auguro che nel nostro paese sia diffusa quella che è il metodo scientifico, la mentalità scientifica per approcciare questi temi grandi. Le vaccinazioni, non mi sostituisco al dottor Garattini, sono un qualcosa di grande che hanno a che fare con la sanità pubblica, quindi non si può avere un dato limitato che riguarda gli 8 conoscenti di casa mia. Dobbiamo assumere questa mentalità scientifica, statistica, che se è ben diffusa diventa una conoscenza personale e ci permette di vivere meglio, altrimenti è un dato che ci fa vivere in maniera allarmistica che non fa bene alla salute neanche psicologica, no? Più chiaro di così, perciò grazie. Eccolo qua il professor Garattini. Buongiorno professore, che piacere rivederla. Buongiorno a tutti e a tutte. Professore, io non so più cosa fare, voleva salutarle il dottor Silvestri, abbiamo parlato di malattie mentali, abbiamo parlato di vaccini, volevo sapere cosa ne pensa, perché abbiamo sentito delle telefonate incredibili, dicono che i vaccini hanno rovinato la vita a molte persone a livello mentale. Prego. Quali vaccini? Quei vaccini del Covid, quelli per questo Covid, hanno detto troppi vaccini fanno male. Dottor Silvestri, vuole salutare il professor Garattini? Professore, la saluto, la stimo molto e continui a stare bene, non è mai troppo tardi, sa? Bravo. Allora, professor Garattini, cosa dice a queste persone che hanno... Sui vaccini ci sono molte... Il problema per quanto riguarda i vaccini è che abbiamo avuto una vaccinazione generalizzata, ma tutto quello che succedeva anche senza vaccinazioni succedeva. Per esempio, ogni giorno muoiono in Italia 1500 persone e quindi è molto probabile che ci siano molti morti vicino a una vaccinazione, se la vaccinazione, come nel caso del Covid, è stata generalizzata. Ma non è detto che ci sia un rapporto di causa e effetto.
Questo è quello che bisogna tenere presente. Non è che tutto quello che succede dopo qualcosa è un rapporto di causa-effetto, può essere un rapporto che non ha nulla, non c'entra, cioè è casuale, non è causale. Avete capito cosa dice il professor Garattini e penso che meglio di lui non potrebbe rispondere nessuno. Ma perché questa paura, professor Garattini? Come mai proprio con questo vaccino, con questi vaccini si è scatinato l'inferno, per fortuna da una piccola parte, non da una grande parte di popolazione, sì, ma però che è continua una minoranza di persone che in linea generale sono delle persone arrabbiate per tante ragioni e se la devono prendere con qualcosa e quindi non avendo molte altre cose in quel momento lì se la prendono con i vaccini. In realtà i vaccini sono stati utili, hanno salvato molte vite come è ampiamente documentato. Certo, come tutti i prodotti farmaceutici anche i vaccini danno dei problemi, cioè però quello che conta alla fine è che non ci sono dei prodotti, dei farmaci, dei vaccini completamente innocui, tutti hanno degli effetti collaterali. Quello che bisogna calcolare è il rapporto fra benefici e rischi e nel caso dei vaccini i benefici sono molto importanti. Sono fra i migliori farmaci che abbiamo a disposizione. E se lo dice il professor Garattini. Abbiamo Lina da Treviso. Vai Lina. Sì, buongiorno. Non sono d'accordo con il dottor Garattini perché volevo spiegarle. Pronto? Mi sente? Sì, benissimo. Ecco, non sono d'accordo con il dottore perché i vaccini li abbiamo fatti e obbligati di essere fatti, se no mio figlio non poteva entrare a lavorare. Seconda cosa, le è venuto fuori una cosa, mamma mia, un'infiammazione, diciamo, le artrosi. È venuta fuori una potente artrosi degenerativa a 50 anni, dopo i vaccini, esattamente dopo 9 mesi. Ma come fa a sapere che è stato il vaccino? Chi aiuterà lui adesso se rimarrà in qualcosa? Allora, abbiamo i nostri rischi, però sono stati obbligati a farli. Signor Garattini, benedetti del Signore. Certo, Aspetta, prego professore, prego. Grazie Lina, prego professor Garattini. Ma è logico che i vaccini siano obbligatori perché c'è il problema che se non si fanno possono nuocere agli altri, cioè la sua libertà dipende dal fatto di non ledere la libertà di altri. Se io non mi vaccino e ho poi la malattia, posso passarla a chi magari non può vaccinarsi per tante ragioni mediche e quindi è mio dovere di vaccinarmi per non infettare altre persone che sono magari fragili e che non hanno la possibilità di vaccinarsi direttamente. Allora, professor Garattini, adesso vorrei parlare con farmaci. Io ho avuto anche dei medici, ecco, anche degli internisti, quali hanno detto che si prendono troppi farmaci. Quando si supera i 4-5 farmaci, ecco, diventa un problema, non c'è l'effetto. Ma come mai così tanti farmaci? Io so che lei sta facendo anche lei una specie, ecco, di battaglia contro questi farmaci, ecco, contro anche questi integratori, ecco, costano tanto. Cosa ci vuole dire? Come mai questo, professore? Abbiamo tante persone anziane che ricevono almeno 15 farmaci. Noi abbiamo un registro di tutto quello perché raccogliamo le prescrizioni da circa un centinaio di ospedali italiani. Bene, qui nessuno scientificamente ha mai dimostrato che 15 farmaci siano meglio di 10 o che 10 siano meglio di 5. Sappiamo invece che ci sono tante interazioni, così tante che non sappiamo alla fine che cosa veramente succeda.
Io arrivo a dire che un medico che tollera di avere un paziente, un suo paziente, che riceve 15 farmaci, deve smettere di fare il medico, perché vuol dire che non capisce quello che sta facendo. Quindi è molto grave la situazione. Non bisogna arrivare a questo punto, e molti dei farmaci vengono prescritti per via della medicina difensiva. Siccome ho paura che tu mi faccia causa, ti do tutto, così non puoi dire che non ti ho dato tutto. Questo è il punto. Ma i medici non possono accettare l'idea di avere un paziente che riceve 15 farmaci, devono ridurli. Allora, vediamo anche la copertina di questo libro. Mi piace molto il titolo, professor Garattini, non è mai troppo tardi. Qua in Italia questa parola, questa frase è bellissima, non è mai troppo tardi per niente, basterebbe che qualcuno però si muovesse e agisca, perché a parole non si va avanti. Allora, perché ha deciso di scrivere questo libro, professore? Ho deciso soprattutto di scrivere il libro per i giovani, perché i giovani devono sapere quello che devono fare, devono avere un'idea di quale è il loro futuro, che dipende molto da quello che fanno oggi. Quello che succede oggi ai giovani non è importante in generale per l'oggi, è una serie di punti che mettono per il loro futuro. Quindi cominciare il più presto possibile a non avere dipendenze, fumo, alcol, droghe, giochi d'azzardo, più presto possibile avere buone abitudini di vita, quindi camminare, muoversi, avere una durata di sonno adeguata, un'alimentazione corretta e soprattutto relativamente modesta, nel senso di non mangiare troppo, e poi avere cultura, perché la cultura aiuta. A migliorare Professore, la nostra aspetti, perché salute. c'è una persona che vuole parlare con lei, professor Garattini, è Chiara. Vai Chiara, prego, veloce. Ciao Mirella, grazie. Vorrei parlare con questo professor Garattini e fargli una domanda. Io ho 45 anni e assumo 12 pastiglie al giorno per 4 patologie diverse. Ogni medico è settorializzato, cioè ognuno guarda la propria, fascia. Le dico che stamattina ho fatto una visita, ho lasciato lì il dottore perché mi ha detto che lui non può fare niente se un altro medico la pensa diversamente da lui, e non c'è, questi medici non si parlano tra di loro, non si arriva a capo di niente. Ognuno mi prescrive un farmaco che poi va in contrasto con un altro farmaco e non so come tirarne una coda. Mi potrebbe dare un consiglio? Ma è il suo medico di famiglia, il medico di medicina generale, che deve organizzare i farmaci che riceve, e quindi è lui che deve discutere con gli altri medici, è lui che deve sapere che non si possono dare troppi farmaci insieme perché ci sono troppe reazioni che non conosciamo. Chiara, vuoi dire qualcos'altro? Sì, perché il medico mi risponde che lui, è un medico di medicina generale, quindi mi manda dallo specialista proprio perché è lo specialista che dovrebbe saperne. Ma poi è lui che ha la responsabilità per lei. Lei ha fiducia in questo medico, è il suo medico che deve decidere, anche in contrasto con quello che decidono gli altri. In linea generale, quando si hanno varie malattie contemporaneamente, la regola è quella di curare la malattia principale e poi dopo occuparsi degli altri, ma prima di tutto curare la malattia principale, perché curando la malattia principale spesso si fa un beneficio anche a tutto il resto.
Grazie a Chiara. Professor Garattini, ormai siamo quasi in chiusura. Cos'è che la preoccupa di più in questo momento? Tutti che parlano, ognuno si cura come vuole, prendo i farmaci che ho a casa, gli antibiotici, faccio io, faccio il medico, decido io. E cos'è che dobbiamo... C'è una grande confusione che è generata da internet, dove si trova tutto e l'opposto di tutto, e che verrà purtroppo peggiorata dal fatto che si comincia ad avere accesso all'intelligenza artificiale senza avere un'adeguata preparazione, perché chi ha spiegato alla gente nelle scuole, alle università o in qualsiasi altra parte o in qualsiasi altra riunione che cosa è l'intelligenza artificiale, quali sono i vantaggi, quali sono i pericoli, che attenzione bisogna fare e che conoscenze bisogna avere per utilizzarla bene. Purtroppo, se non si fa un'educazione della gente rispetto alle nuove tecnologie che arrivano, avremo sempre una grande confusione. Oggi, se uno va dal medico e non gli dà un farmaco, cambia il medico. Se gliene dà tanti, gli va bene, ma invece dovrebbe dire: ma è sicuro che tutta sta roba mi serve? Dobbiamo avere un atteggiamento critico di fronte a quello che ci viene chiesto di fare. E soprattutto, ecco, il costo dei farmaci, professore, questi costi veramente esorbitanti, a volte bisognerà pure riprendere in mano anche qua la situazione, perché io ho persone che non si... Lei pensi che l'ultima revisione del prontuario terapeutico, cioè dei farmaci che vengono dati dal Servizio Sanitario Nazionale, è avvenuta 30 anni fa, nel 1993. Da allora non è mai stato guardato all'interno per vedere tutto quello che si può eliminare, perché le cose cambiano con il tempo, quindi quello che andava bene 30 anni fa non è detto che vada bene ancora oggi. Invece si lascia dentro tutto e così le spese aumentano. Abbiamo speso nel 2024 25 miliardi di euro per acquistare farmaci, una cifra che è eccessiva. Risparmiare 5 miliardi è un gioco da ragazzi, basta volerlo fare. Professor Garattini, è vero quello che lei dice, però è anche vero che qualcosa non torna, ad esempio anche sulla quantità del farmaco nelle scatole, ecco, diminuire anche le dosi. Prego, professore. Ha ragione, per esempio per gli antibiotici, dove abbiamo grandi problemi, in certi paesi il medico prescrive 12 compresse, il farmacista dà 12 compresse, da noi invece è tutto in confezioni, e le confezioni sono naturalmente da 10 compresse, per cui uno ne deve comprare 2. E ne rimangono però 8 compresse non utilizzate, che paghiamo e che poi magari utilizziamo male. Allora, rivediamo la copertina del libro del professor Garattini, non è mai troppo tardi, magari glielo mandiamo ai politici, a quelli che devono decidere, professore, veramente cosa iniziare a fare, ecco, per tagliare, perché lei ha dato anche delle informazioni importanti, basterebbero solo che agissero, perché si può fare. 5 miliardi in pochissimo tempo potrebbero essere risparmiati. Perciò ringraziamo veramente tanto il professor Silvio Garattini. Leggete questo libro, non è mai troppo tardi, ecco, leggetelo perché ne vale la pena, e lo dico anche alla politica, per cortesia leggete anche questo libro, che forse avrete modo anche di fare qualcosa di importante per il paese, per tutta la comunità. Perciò grazie professore, grazie a veramente voi. Grazie anche per questo aiuto che ci dà con la sua presenza per capire meglio, e soprattutto ascoltate le persone competenti, chi sa
dire cosa dire sul tema, perché ha studiato, ha imparato, e dovete fidarvi di queste persone, non del fai da te o di 4 ciarlatani che vi raccontano le favole e voi ci credete. Ecco, questo non è più ammissibile, dovete iniziare ad ascoltare le persone per bene, quelle che cercano veramente di migliorare la vostra qualità di vita. Grazie tante. Grazie. Arrivederla, alla prossima. Grazie professore, veramente grazie di cuore. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Allora Benedetto, cosa ci vuoi dire? Come mai mercoledì? Cioè proprio ho sentito che eri veramente disperato. Spiega un po' la tua situazione. Di notte penso e non so come rispondere alle esigenze della mia famiglia. Il lavoro c'è ma non è sufficiente. E poi di notte mi alzo e vedo la mia Maria che non sta bene. Quindi ieri l'ho vista appoggiarsi ad una sedia. Adesso aspetterò un tripode oppure un carrellino, un qualcosa che possa permettergli di uscire magari autonomamente. Però vedere col mal di schiena, vedere lei che va a Padova con me e i medici rispondono sempre bisogna attendere. Lei lista d'attesa per un secondo trapianto, per il trapianto. Come mai è andato male il primo? È successo rigetto? È un organo compatibile ma di dimensioni non corrette, o forse piccolo o troppo grande, e quindi il fegato si è piegato provocando un'ostruzione alle vene sovraepatiche. Quanti anni ha Maria? Dell'80, quindi molto più giovane di me sicuramente, ne ho 51. Quindi lei avrebbe diritto ad una sua dignità, ad una vita diversa. Ascolta, cosa vuoi dire alle istituzioni? Cos'è che chiedi? Chiedo una qualità di vita diversa per Maria. Spero che Padova risponda, per tutta la famiglia, spero che Padova risponda, spero che Dio provveda, perché se gli uomini sono così capaci, magari Dio è superiore a tante attese che io vorrei vedere soddisfatte. Come vivono i ragazzi questa situazione? Con molta tensione, perché Samuele è molto intelligente, è molto capace, però reagisce da bambino, quindi qualche volta scatta. 11 anni? 11 anni. Anch'io lo vedevo ieri che era molto proteso sulla mamma ed era molto vivace ed era ugualmente attento alle esigenze della mamma. Io mi ricordo quando sono in ospedale che c'era anche Samuele. Come se me lo ricordo anche. Ecco, e quando io sono entrata nella stanza di Maria e lui non poteva entrare perché non poteva, voi dovreste vedere gli occhi di quel bambino che sperava in tutte le maniere di poter vedere la sua mamma. In tutti i modi. Voleva aiutare in tutti i modi. Allora, ecco qua. Questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta che noi ti consegniamo. Non avrei mai voluto un aiuto simile, volevo farcela da solo, però così è, così. Finché Maria non riprenderà, finché io non riuscirò a essere autonoma per tutte e 4. Cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Un grazie per la vostra solidarietà che è sempre forte, pulsante, determinante per esigenze nostre e di altre famiglie. Vi vedo molto spesso e mi riconosco nelle vostre capacità, nelle vostre attenzioni verso la solidarietà, che deve essere però una risposta di tutti, anche degli enti che vi dovrebbero ascoltare maggiormente, perché voi rappresentate delle eccellenze, dell'umanità che io vedo anche nei tuoi collaboratori. Allora, noi vi lasciamo con queste parole. Anche oggi è mercoledì, una giornata terribile per chi capisce veramente cosa vuol dire non aver niente, però andiamo avanti e sono sicura che ce la faremo. Ciao! Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Breda di Piave e stiamo per incontrare, andiamo a vedere chi. Ciao carissimo. Regalo di compleanno, domani è il compleanno. Domani è il tuo compleanno? Sì, e quindi maggiormente e più fortemente vi ricevo. Allora, io sono sicura che voi ve lo ricordate. Anch'io. È Benedetto. Benedetto ha una storia molto triste purtroppo, però c'è anche poi un risvolto che vi racconteremo.
Allora, Benedetto, sua moglie Maria, è stata la signora che ha avuto un trapianto di fegato. Sì. Purtroppo l'operazione è andata male, non è riuscita e sta aspettando, non corrette del fegato. E sta aspettando un altro intervento. Un secondo trapianto che forse arriverà a breve, perché adesso è in ospedale a Padova e la vogliono tenere ricoverata finché non verrà operata. Molte attese perché è stato un andirivieni tra ospedali, quindi anche l'attesa di Verona è stata vana perché non ci hanno risposto positivamente, e invece adesso sembra che Padova sblocchi tutto. Ha ricevuto grande aiuto da parte dei medici di Treviso che hanno sospinto verso l'ospedale di Padova e quindi adesso è ricoverata in ospedale a Padova finché non verrà operata. Speriamo con esito positivo questa volta, ma sono molto fiducioso perché la Maria è a rischio infezione, quindi non tornerà a casa se non quando operata. Allora, tu hai 2 ragazzi, quanti anni? 19 anni, ha trovato lavoro, la mia figlia Catalina, e Samuele 12. Allora, come vivono questa situazione questi ragazzi? Samuele in particolare soffre perché vede la mamma che non è in buone condizioni di salute, non è tesa, è molto agitata, non sa essere se stessa, quindi ha delegato a me molto della responsabilità del genitore. E Catalina invece sa rispondere diversamente, ha trovato le forze in se stessa, ha saputo essere capace di un gran riscatto e adesso ha un lavoro che gli si può dire dignitoso. Allora, qual è la buona notizia? Che non solo Catalina, ma anche Benedetto ha trovato lavoro. Mi vengono e guardate, le gambe, ecco, San Giacomo. Perché era una cosa che per mandare avanti una famiglia è prioritaria su tutto, avere un lavoro. Dignità. Io l'ho visto arrivare al banco, non era più il Benedetto che conoscevamo, era un altro Benedetto, il sorriso sul suo volto era enorme, finalmente. È vero. Ascolta, come hai vissuto questi anni, perché sono anni ormai che noi ti sosteniamo, Sono 3 anni, sì. di questa grande famiglia dell'aiuto del Banco Solidale? Allora, tu sei stata determinante e sferzante, perché le prime parole, io mi ricorderò a vita l'incontro che ho avuto a Rete Veneta, e tu hai saputo dire in poche parole quello che avrei dovuto fare nei giorni successivi. Poi un'idea pochi anni dopo mi è arrivata così nella notte, tu mi avevi detto ritorna in provincia e cerca progetti formativi per te. Ho applicato l'idea, ho applicato il suggerimento di mio fratello che mi ha aiutato in questo, ho frequentato un corso del CNA a Treviso e mi sono riqualificato e ora sono autonomo. Ora sto ripenando i miei debiti, ora sono capace di guardare me stesso e gli altri, in particolare i miei familiari, con un diverso modo, un diverso tono. Sono abituato a ironizzare, lo sai, sono abituato a sgravare il problema e in quei giorni stavo avvitandomi. Non ero me stesso, perché le preoccupazioni erano tante, come faccio, come non faccio, se io non ci sono e lei non c'è, come fanno gli altri 2? Allora, un'altra cosa che io ho capito, quando tu sei venuto l'ultima volta al Banco Solidale, mi hai detto Mirella, io devo arrivare a fine anno in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo, ho bisogno ancora un po' di aiuto finché il ciclo comincia a girare, perché non è che la ruota giri subito così. E allora andiamo in casa.